corso della giornata di oggi presenteremo dei monologhi, si chiamano monologhi siriani, sono frutto del lavoro dei migranti che sono venuti via dalla Siria e hanno affrontato 1000 difficoltà e che ci raccontano la loro esperienza. Ne leggeremo qualcuno alla fine di ogni tavola rotonda. In serata, come sapete, alle 18 ci sarà la presentazione di Human, che è lo spettacolo che stiamo portando avanti con Lella Costa e Marco Baliani e dei giovani attori che sono coinvolti e sono felicissimi di essere coinvolti, ma soprattutto Sardegna Teatro è impegnato in questo progetto Nois, è un progetto di televisione che vede coinvolte le comunità che si trovano in Sardegna in questo momento e le giornaliste e i giornalisti delle diverse nazionalità parteciperanno a tutte queste tavole rotonde che si svolgeranno sul palco. Ma do la parola a Marco Secchi della Regione Sardegna che vi presenterà meglio che cosa succederà stamattina. Grazie. Buongiorno anche da parte mia, i saluti ve li porterà più tardi il Presidente che ci raggiungerà tra circa un'oretta. I lavori di questa mattina noi insieme al Teatro Massimo li abbiamo voluti un po' strutturare come fosse un viaggio che i migranti compiono partendo dalle loro terre di origine fino ad arrivare alle nostre coste, alle nostre terre, in questo caso ovviamente alla Sardegna. E quindi i lavori di questa mattina inizieranno con la proiezione di un filmato che ringrazio l'Archivio delle Memorie Migranti di Roma averci gentilmente concesso, che proprio tratta della prima parte di questo viaggio, quello che molte persone purtroppo tragicamente compiono in mare con barche che ben conosciamo. La prima delle due tavole rotonde, quindi quella che seguirà la proiezione del filmato, è dedicata invece alla prima accoglienza che le persone ricevono già in porto quando sbarcano dalle navi. Sappiamo perfettamente che ormai la nostra regione è una regione dove i migranti arrivano direttamente dalle navi e non più come accadeva in passato solo attraverso un trasporto aereo. E per questo motivo abbiamo coinvolto in questa tavola rotonda 3 persone che di prima accoglienza, che di operazioni di sbarco le seguono direttamente. La dottoressa Silvana Tiloca, ovviamente per quanto riguarda l'aspetto sanitario, Genet, che è una delle più brave mediatrici che abbiamo nella nostra regione, che ha seguito tanti sbarchi nel corso di questi anni, e Gianluca Gatta dell'Archivio delle Memorie Migranti, che ci porterà la sua testimonianza avendo lavorato a lungo a Lampedusa. Successivamente, come ho già anticipato, c'è una piccola discussione, un piccolo confronto tra la Regione e la Prefettura. Parteciperà il Presidente e il Prefetto, con la partecipazione di Anna Piras, un giornalista del TG3. Seguirà appunto poi la seconda tavola rotonda, in cui abbiamo voluto parlare invece di quello che offre la nostra regione in materia di integrazione e di accoglienza. E abbiamo voluto dare voce ovviamente alla regione che, come forse molti di voi sapranno, ha approvato circa un mese e mezzo fa un piano. È stato per la prima volta approvato un piano regionale per l'accoglienza e quindi sarà presentato dall'autoressa Quacquero, che è il rappresentante del Presidente per questa tematica. Ci sarà poi la voce del mondo dei giovani, rappresentata da Valeria Marrone, che è una studentessa del liceo Michelangelo, e infine il mondo universitario, che sta realizzando alcuni importanti interventi, sarà presente con la professoressa Esu. Lasciatemi infine dire ciò che alla fine solitamente si fa alla fine, e c'è 2 ringraziamenti.
Uno ad Annalisa Camilli, che ci ha accettato cortesemente il nostro invito e che quindi ci guiderà nel corso dei lavori della mattinata. Siamo particolarmente contenti e la ringraziamo. La seconda è al Teatro Massimo e al suo direttore in particolar modo perché diciamo ci siamo trovati, non è un progetto questo della Regione Autonoma della Sardegna, è un progetto anche e soprattutto loro, ma diciamo alla nostra proposta hanno accolto con grande entusiasmo di collaborare, quindi grazie. Grazie. Diamo il via quindi alla giornata. La Sardegna che accoglie può cominciare. Cominciamo con il filmato. Quando ero in Libia, la prima volta che prendevo la barca, non conoscevo bene Lampedusa. Però nel parco, in mezzo al mare, ho scoperto che c'è questa isola che si chiama Lampedusa. Quando abbiamo visto la direzione che è rotta la barca, che abbiamo visto qualche luce, alcune persone dicevano e lì è Lampedusa, quella direzione. No, non è Lampedusa, è un'altra parte. C'è stata una discussione, ma io non conoscevo neanche dove sto andando, ma sapevo che stavo nella fuga. Però la seconda volta, che era nel 10 agosto 2008, la giornata della partenza, una volta che siamo arrivati proprio al porto, mi ero ricordato che quella isola era questa. Ricordare e di non dimenticarsi proprio qui, questo posto. Intendo che io sono arrivato al 13 agosto 2008, era di notte verso le 2. Quella ora siamo arrivati direttamente al porto, dove abbiamo accappato sul muro. C'erano alcuni ragazzi con i motorini che sono stati loro a chiamare i carabinieri e alla fine è arrivato un pullman, mi ricordo era scritto Lampedusa, e da lì che abbiamo scoperto che siamo arrivati a Lampedusa. Ero insieme a 6 amici, mi ricordo benissimo il loro nome. E ancora siamo rimasti in amicizia, che non ci separiamo mai. Si chiamano Maslah, Mohammed, Abdel Fattah, Alas, Omar, Abikar. Tutti questi amici erano amici del viaggio, del deserto, anche il mare. Che cosa serve la memoria? La memoria è l'unico ponte che si collega a un qualsiasi umano per far ricordare il suo passato.
C'è un signore che ho incontrato a Riace in Calabria, Osman, che ha lasciato qui, non è che lui ha lasciato, però loro l'hanno tolto e mi ha detto: Zaccaria, ti chiedo un favore, se torni a Lampedusa, per favore fai il centro. Se c'è una spazzatura o qualcosa hanno buttato, cercami per me queste foto. Quelle foto certificano da quando si sono sposati, quando sono nati i bambini, quando crescevano. Sono le cose importanti, fondamentali. E mi diceva non dimenticare. Se non trovi non fa niente, però impegnati a trovare questo mio materiale. Però lui quando è arrivato nessuno ha ascoltato, l'hanno tolto tutte queste cose come hanno fatto per me. Questo qui è il tenente colonnello Angelo Vesto, che è capo sezione pubblica informazione. Dovrei contattare lui, sicuramente gli saprà dire più notizie in merito. Ci sono orari in cui che posso... Ma non credo, provi a chiamare. Le posso fare l'ultima domanda. Quando era l'ultima volta che sono passate persone qui? Una quindicina di giorni fa. Di dove erano? Credo Tunisia. Tunisia. Sì, però sono durate pochissimo, cioè sono rimaste qui un paio di giorni e sono lì. Ok, io vengo dalla Somalia, c'è un signore somalo che è passato qui, ha perso un po' di materiale, foto di matrimonio, foto di un po' di non suo saprei. figlio, che Non saprei. mi diceva se magari arrivi lì di farmi questo favore. Non so. Ci sono qualche parte dove vengono buttate le cose, magari conservate. Dovrebbe parlare con i responsabili del centro, cioè noi non abbiamo la possibilità di accedere nei vari oggetti passati. Non saprei. Va bene, le ringrazio molto. Era la sera, una felicità. Sì, uscire, dire finalmente. Sai che qui cosa ho? È il diario. Mi sono portato sempre, ho fatto la fotocopia. C'è poi un po' di cose che ho scritto qui proprio quando ero nel Lampedusa. Quel palazzo lì, proprio in mezzo, era dove sono stato, insieme a tutti i compagni di viaggio, i nostri amici, che tutti quanti ricordiamo e non abbiamo dimenticato. Oh, Abdallah. Oh, Pronto, buongiorno caro. في أنا حافظة كورن في أنا هردو ما كي إساك وقرتي نيو لامبدوسا نجوا كودي سنتركي aan dul taaganahay meeshii 10 beri aan ku xariisnayn oo dhinac laga gooyay oo ujeeda ma fahanto oo waasi dhinac waa daba qabsaday sawiraan kaga soo qaadaa mobilka ma fahanto hadda ma yaade maalmihii oo Tunisiinka joogana dab la qabtayno marka waxaas da Cabdullaahi dhalinyaradii dad kula imaadeen waaye bal asagana waa bal u sheeg inaad santarka meeshii joogtido oo visita garaysan sidoo macnaha ay maadaama ما شاء الله تفضل لي ماشي او بدرك تبقى اول جديد في القمر meeshii oo badarka aan safka ugu jiri jirnay meesha aan jiibi jirnay wax dhan hadda u jeedo ay muuqataan waan ka soo qaadaa sawir duu ilaahid okay duu ilaahay halka dhigay nin waa fiicana kulli hadhow ismaqlana insha Allah brother Pronto, buongiorno. Buongiorno, Le chiedo scusa per disturbo, parlo con il colonnello Angelo Vesto? sono io. Io sono Zaccaria Mohammed Ali, vengo dalla Somalia, sono rifugiato politico e giornalista e sbarcato a Lampedusa nel 2008 e in questo momento sono a Lampedusa. Ieri sono andato al centro dell'espulsione dove sono stato
I materiali rimasti al centro, i materiali dai sparcanti, dove si può trovare? Perché ci sono un po' di attestati, le foto, certificati, alcune cose sono le memorie che abbiamo perso, che stiamo nel ricerco di questo materiale. Materiali che stavano dentro il centro? Sì, che abbiamo lasciato nel centro quando siamo sbarcati. Ma infatti noi non siamo responsabili dei materiali che stanno all'interno, noi siamo responsabili solo di fare la sorveglianza. Non conoscevo nessuno qui a Lampedusa, ma anche non ho visto come è fatto l'isola di Lampedusa. È arrivato questo pullman che era scritto Lampedusa e ci hanno portato direttamente qui. Questa maglietta è di mia sorella, che mi ha mandato come regalo quando ero a Mogadiscio. Quando partivo che prendevo le cose da casa, il mio certificato, la diploma, attestati, tessera di giornalismo, tutti, ho portato anche con me questa maglietta. Che quei 10 giorni altri nostri vestiti ci hanno buttato per controllare se abbiamo parassiti, se abbiamo malattie, qualcosa, ma ci hanno dato questa maglietta bianca e quel tutto. Nella mia maglietta buttavano, però insieme al mio attestato, certificato di diploma, ho detto che non voglio perdere tutti questi, sono le cose che hanno valore. Ma ci sono le cose, i ricordi, foto, le cose importanti che sono memorie, ma vengono tolti dalle persone. E quella è una violenza, proprio di perdere una memoria, come hanno fatto per me. Io ci ho messo ore e giorni per strillare e dire questo sono il mio diploma. Non voglio perdere, perché ho rischiato nella vita per attraversare il mare e nel deserto. E non voglio perdere, perché questi sono il mio riconoscimento. Nessuno mi conosce, sono arrivato adesso. Però questi certificano cosa ho studiato e chi sono. Quando vedo le barche ho una sensazione sempre di ricordare e di non dimenticare il mio percorso migratorio e da quando mi sono sbarcato a Lampedusa. E rischi la vita, e anche ci sono tantissime persone che non si sa neanche come si chiamavano, quanti erano, chi hanno lasciato, chi aspettavano nei loro paesi, che sono stati morti nel mare. A tutte queste persone cosa sognavano? Per esempio uno dei nostri... Non chiedo una cosa grande, ma chiedo soltanto di ricordare il valore dell'umano, di rispettare la persona.
Buongiorno a tutti e buongiorno. In questo momento state sentendo la musica che accompagna la sigla di coda del film che è stato proiettato stamattina nella giornata che sta iniziando oggi di Nois, una giornata destinata alla Sardegna che accoglie, dedicata alla Sardegna che accoglie, organizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con Sardegna Teatro. In sottofondo sentite gli applausi del pubblico che accompagnano i titoli di coda. Ora sta per iniziare l'evento, la parte centrale dell'evento, con le tavole rotonde che affronteranno i temi relativi agli sbarchi e alla prima accoglienza. Coordina l'appuntamento Annalisa Camilli, giornalista del settimanale Internazionale. Sul palco con lei ci saranno Silvana Tilocca della ASL di Cagliari, Jeanette Volduche-Fly, mediatrice culturale dell'Associazione del Corno d'Africa, e Gianluca Gatta dell'Archivio delle Memorie Migranti. Raccontiamo anche un po' gli ospiti che sono sul palco con la dottoressa Camilli. Gianluca Gatta è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso la Facoltà di Scienze Politiche di Napoli. Si occupa di tematiche relative ai migranti sin dal 2005. Insieme a lei Jeanette Volduche-Fly, come dicevo, è la presidente dell'Associazione del Corno d'Africa, e invece Silvana Tilocca è laureata in medicina e chirurgia a Cagliari e lavora come direttrice del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Promozione della Salute dell'Università di Cagliari. Ma piuttosto suscita sentimenti di diffidenza, di paura, è strumentalizzata anche a livello politico, no? Dal discorso politico. Invece questa appunto può essere un'occasione per cercare di capire quello che sta succedendo nei nostri paesi e l'occasione che rappresenta anche questo fenomeno. L'anno scorso la televisione panaraba Al Jazeera ha sollevato un problema a cui oggi vorrei accennare. A un certo punto l'anno scorso, proprio nel pieno della crisi dei migranti, Al Jazeera ha detto: smettiamo di chiamarli migranti, perché la parola migrante è una parola non dispregiativa, significa persona che migra, che si muove, ma in fondo è diventato per tutti noi un modo per disumanizzare queste persone, per non incontrarle veramente. È una specie di termine ombrello nel quale raccogliamo una categoria di persone che appunto arrivano sulle nostre coste, vengono soccorse in mare, ma in qualche modo raccogliendole in una categoria e non facendoci interessare di loro come persone, e quindi in qualche modo ci aiuta a prendere una distanza, ad allontanarci da queste persone e non incontrarle, non riconoscerle soprattutto come persone. In questo senso quello che raccontava questo documentario che abbiamo appena visto, insomma, è un invito, no? Ad uscire da una narrazione che ci racconta i migranti come numeri, come corpi che sbarcano, che vengono sbarcati, appunto che hanno bisogno di mangiare, di lavorare, e invece incontrare le loro storie, i loro sogni, le loro famiglie, i loro percorsi, i loro traumi anche.
appunto insieme ai nostri ospiti, che alcuni di loro conoscete molto bene, appunto vorrei provare a fare questo, a incontrare insomma in una maniera paritaria insomma queste persone che arrivano, che sono arrivate in questi mesi, in questi anni. Pensavo appunto allo statuto speciale, tra l'altro, che hanno le isole come la Sardegna, come Lampedusa, come Lesbo. Essendo circondate dal mare, in qualche modo sono abituate a vivere un po' a metà tra la diffidenza delle cose sconosciute che arrivano dal mare, ma anche a saper accogliere chi appunto dal mare arriva, e spesso arriva con delle richieste, con delle domande, oppure con un contributo insomma da dare. E volevo chiedere appunto a Gianluca di raccontarci un po' come è nato questo documentario e in che senso appunto certe categorie come quella di migrante o anche di rifugiato vanno superate. Grazie mille agli organizzatori per l'invito e per aver scelto questo nostro piccolo documentario, molto grezzo, l'avrete visto, no? Se si stentava anche a capire, c'era un italiano smozzicato ancora di Zaccaria, e per noi è una scelta anche metodologica. Ascoltare nuove narrazioni significa tenere le orecchie un po' più aperte e prendersi l'onere di ascoltare in una certa maniera. Il documentario è nato nell'ambito di un progetto dell'Associazione Archivio delle Memorie Migranti nel 2012. Eravamo partner in un festival locale a Lampedusa, un festival di migrazioni, e abbiamo pensato che forse sarebbe stato opportuno che nella giuria ci fossero dei migranti a giudicare appunto le rappresentazioni sulla migrazione. Abbiamo quindi coinvolto in particolare due persone che vedete nel video: Zaccaria Mohamed Ali, l'autore di questo documentario, e Mohamed Aman, invece, che viene dall'Eritrea, che ha realizzato una audiomappa della sua esperienza di ritorno a Lampedusa. Allora, per me è suggestivo che in uno schema che appunto prevede il racconto dell'arrivo, delle varie fasi, no? La prima accoglienza, si parli invece di un qualcosa che è avvenuto già dopo, una sorta di secondo arrivo, secondo sbarco. Secondo me riflettere sulla differenza tra il primo e il secondo sbarco di queste persone è una delle chiavi per poter accedere a nuovi modi di concepire l'accoglienza. Personalmente sono qui a parlare di queste cose nella tavola rotonda sulla prima accoglienza, e può sembrare una contraddizione, ma a mio parere non lo è. Il suggerimento da parte mia è di ripensare alle priorità. Come dicevi tu, no? Si pensa alla prima accoglienza come coperte, acqua e un rifocillamento di corpi, sostanzialmente. Per cambiare la narrazione sulle migrazioni, la mia idea, la mia ipotesi è che si debba fin da subito riuscire ad accogliere persone con l'ambivalenza delle loro storie, con i loro racconti. Questo filmato ci mostra qual è il grado di riflessività dei migranti sulla loro esperienza, anche il valore simbolico attribuito a un luogo come Lampedusa, no? Le nostre coste, dove all'approdo dei corpi corrisponde l'approdo anche delle soggettività. Nel titolo dell'incontro di oggi c'è il passaggio da necessità a bisogno, no? A me piacerebbe fare un ulteriore passo avanti e arrivare ai desideri. L'ascolto di una narrazione completa di esperienza di persone alla pari significa accedere alle ambivalenze, ai tentennamenti e quindi anche ai desideri, anche in qualche modo forzando le ricostruzioni anche istituzionali, accademiche. Io vengo anche dal mondo dell'università, quindi è un po' anche una forma di autocritica, le rappresentazioni macro del fenomeno, secondo la quale appunto esistono dei canali ben precisi e dei comportamenti reiterati. Vi racconto un piccolo esempio di cosa significa, no? Che il desiderio va contro anche gli schemi. Zaccaria, all'arrivo a Lampedusa, si è confrontato con i suoi compagni di viaggio. Tutti volevano essere trasferiti a Crotone, sognavano di andare a Crotone perché a Crotone era più semplice ottenere la protezione umanitaria, le procedure erano più veloci. Zaccaria si era impuntato, diceva: io voglio andare a Roma, perché a Mogadiscio tutte le mattine io scendevo di casa e mi trovavo in Viale Roma. Quindi a Roma era molto più difficile ottenere la protezione umanitaria, c'erano step più lunghi, però vedete
il comportamento, tra virgolette, dell'attore razionale che sceglie la via più semplice per ottenere quello scopo specifico viene contraddetto da un desiderio, che è quello di incontrare un paese, non solo di ricevere il rifocillamento. Questo progetto nasce per riflettere appunto sul significato di queste memorie. Corpi che non sono solo corpi, ma sono corpi corredati di documenti, memorie, no? Zaccaria, a cui sono stati sottratti quei documenti nel centro, li aveva già persi una volta nel deserto del Darfur. Sapete, quando spesso i camion, i pick-up si inceppano, si bloccano nel deserto, ai migranti viene richiesto di scendere dal pick-up, spingerlo, il camion si rimette in moto e non si ferma ad aspettarli, quindi loro devono correre e arrampicarsi sul pick-up. A Zaccaria è successo questo e durante la rincorsa gli è caduto dalla maglietta il diario che stava scrivendo del viaggio, compresi i documenti. Si ferma a raccoglierlo rischiando di restare lì nel deserto. Quindi vedete come, appunto, a proposito delle priorità, per Zaccaria non era la priorità non era soltanto arrivare in quanto corpo biologico, ma era arrivare in quanto persona, soggetto con una storia alle spalle e una proiezione nel futuro. Queste cose personalmente, se ho un altro minuto, io le ho lette anche alla luce di un'altra esperienza precedente che avevo fatto, un'esperienza di ricerca per il mio dottorato all'Università di Napoli l'Orientale, sulla banchina del porto di Lampedusa, dove ho avuto modo di osservare le procedure di trattamento dei corpi da parte delle forze dell'ordine, di Medici Senza Frontiere e anche l'atteggiamento dei curiosi che si avvicendavano lì sulla banchina prima che comunque la chiudessero allo sguardo esterno. E lì io ho visto in questo trattamento che da un lato di disciplinamento dei corpi, no? Le classiche immagini di corpi impilati in file di 5, accovacciati a terra nella stessa posizione che avevano assunto nella barca, ma allo stesso tempo è un'operazione umanitaria, no? I medici che intervengono con il sistema del primo soccorso, del triage, classificano appunto i bisogni, interpretano quello che il corpo dice. E però queste due sfere, del sicuritario da un lato e dell'umanitario, in qualche modo si intrecciano in un'unica operazione che in qualche modo io ho definito di trattamento di corpi pericolosi in pericolo. Un'immagine opaca che però ha degli effetti devastanti sulla sfera pubblica. Perché appunto da un lato si salvano questi corpi perché sono considerati come delle sorte di bambini che hanno bisogno di una struttura che si prenda carico di loro e allo stesso tempo contengono all'interno del gruppo il pericolo di contaminazione, il pericolo del terrorismo. E questa operazione che da un lato è di paura, dall'altro è di pietà, secondo la mia ipotesi libera anche però qualcosa di più inquietante che un desiderio di utilizzo e di sfruttamento. Ricordo le parole di un pescatore lampedusano che osservava lo sbarco e guardando questi giovani dell'Africa occidentale arrivati in condizioni tutto sommato buone esclama: ah, ne prenderei proprio qualcuno, quanto ci vuole insegnargli a fare il pane, poi sono intelligenti, dopo lavorano bene. Quindi, vedete come quell'operazione di disciplinamento, in qualche modo purificazione simbolica e materiale attraverso i medici, libera questo desiderio. Lo stesso vale per le donne. Durante il conteggio delle 9 donne da trasferire, quest'uomo fa: no, comandante, 8, una la prendiamo noi. Quindi, a mio parere, questa immagine non crea solo pietà e paura, ma crea anche questo desiderio di utilizzo che va spezzato, perché è da lì che si crea l'immaginario che poi si ripercuote sulle campagne del nostro sud, nel privato delle nostre case, quando migranti stranieri, in qualche modo senza documenti, magari badano ai nostri anziani. Quindi l'invito appunto è a concepire un nuovo modo di fare prima accoglienza che si basi su queste dinamiche, sull'ascolto di questo tipo di necessità e appunto desideri specifici. A proposito, appunto, vorrei chiedere a Silvana come avviene la prima accoglienza in Sardegna. Innanzitutto, da quanto tempo avete in piedi un sistema di prima accoglienza in Sardegna e un po' raccontaci come funziona. Okay. Vabbè, da pochissimo, se vogliamo, rispetto ad altri. Siamo sicuramente gli ultimi, perché da aprile dell'anno scorso che abbiamo iniziato il primo sbarco con 80 migranti e adesso stiamo continuando, quindi poco più di un anno. Però
con grande sorpresa ho saputo che il nostro è il terzo porto in Italia che in questo anno ha ricevuto e accolto migranti. Complimenti per il film, mi ha commossa, però volevo dire che quello che stiamo vivendo noi non è un film. Ecco qual è la grande differenza quando le cose le si vive personalmente. Non è un film, è verità, è realtà che impatta violentemente su tutto il sistema e sulla nostra cultura, in particolare sulla cultura medica. Provo a farvi entrare un secondo, non avevo preparato niente per stamattina, ma vediamo se riesco a portarvi un attimino sul percorso che noi facciamo. Allora, nelle ore più impensate, nei giorni più impensati, si riceve un messaggino e in arrivo una nave. Da quel momento deve cominciare ad scattare tutto un percorso che è fatto di professionalità, che è fatto di professionisti, di medici, di infermieri, di rapporti e di raccordi con le forze dell'ordine. La prefettura sapete che coordina tutto questo, meglio di me poi ovviamente il prefetto racconterà sicuramente poi, però scatta, per quanto riguarda la parte sanitaria, scatta proprio una catena. E allora utilizziamo i mezzi anche più veloci, non abbiamo bisogno di troppe formalità. C'è una collega che addirittura attraverso WhatsApp avverte dei colleghi che non sono reperibili, sono disponibili, lavorano, sono in servizio. Ci teniamo moltissimo a dire questo. Sono persone che lavorano dipendenti dell'azienda, perché abbiamo tutti un principio forte che condividiamo e che ogni volta confermiamo di condividere. La salute è un diritto e come tale lo facciamo passare innanzitutto attraverso il nostro impegno istituzionale, che poi naturalmente si avvale delle ricchissime forze di volontariato che sono presenti nel nostro territorio. Quando dico ricchissime, dico ricche perché generose e pronte ad essere presenti. Allora scatta questo meccanismo, quindi voi immaginate, noi abbiamo un piano, abbiamo l'idea di dove disporre i nostri ambulatori sotto le tende, abbiamo idea e iniziamo ad avere informazioni se quante donne, quanti bambini, quali sono le condizioni, le provenienze, e lì cominciamo a farci un'idea. Scatta la raccolta dei farmaci, la raccolta delle persone e ci diamo un appuntamento. Molto semplicemente, carichiamo anche le cose. Veramente io non faccio niente, io ricevo la collaborazione, ma questa è l'organizzazione. E si va lì sì che ci vado, mattina presto, e si vede come pian pianino il campo si costruisce, si crea. E vi devo dire che rispetto al primo sbarco, così molto improvviso, di 80 persone, sino a un top di quasi 1000 persone. Sapete che in Sardegna abbiamo comuni ben più piccoli di 1000 persone. Allora io ogni volta che mi affaccio e che sento i numeri, provo a immaginare un paese che abbia più o meno quella popolazione. Dico, un intero paesino della nostra regione sbarcherà nella nostra costa. Ogni volta ho bisogno di fare questo tipo di valutazione. E lì ci si trova gioiosamente con colleghi, medici, infermieri, professionali, abbiamo volontariato, abbiamo la protezione civile che è splendida, con i farmacisti volontari, anche loro che hanno un ruolo eccellente all'interno dei nostri ambulatori sotto le tende. E lì cominciamo. Allora, quello che ha appena detto il regista mi ha colpito molto, intanto perché sicuramente ha rappresentato una realtà, ma mi lasci dire, noi medici abbiamo sicuramente una formazione universitaria, così come impostazione, che è quella che innanzitutto deve considerare il corpo. Ma è anche vero che negli anni e nel tempo la cultura medica, sanitaria meglio dire, sta cercando di proiettarsi, e noi ne siamo pienamente convinti, sulla visione dell'individuo veramente nella sua interezza. La persona è fatta non solo di corpo, è fatta di mente, di cultura, di affettività, di religione. E questa è una di quelle occasioni eccezionali
che ci porta necessariamente a dover veramente utilizzare tutti questi elementi in pochi minuti. È vero, non possiamo trattenerci a lungo, ma guardate, si mettono in campo tutti gli elementi possibili, da quelli verbali a quelli non verbali. Ed sono momenti, attimi, momenti, pochi minuti di una forza e di un'intensità assolutamente incredibile. Credetemi che noi dopo ogni sbarco, per diversi giorni, continuiamo a raccontarci le impressioni. Ora io non voglio fare di tutto questo una cosa di esageratamente sdolcinato, sentimentale, ma perché non parlare di sentimenti anche quando si lavora in questo ambito? Io questo lo voglio dichiarare e penso di poterlo indegnamente rappresentare a nome di tutti. L'altra cosa forte che questa cosa rappresenta, perché comunque noi li vediamo, abbiamo i mediatori culturali che sono fondamentali, che ci raccontano, ci fanno capire. Badate quanto davvero, soprattutto per noi sanitari, ci fa molto bene questa cosa, ci fa molto bene, perché in quel momento ti rendi conto che se tu hai di fronte un tuo conterraneo, un tuo cittadino, che ha la tua cultura, che parla la tua stessa lingua, che mangia le stesse cose che mangi tu, dai per scontate tantissime cose, molte cose, non le dici, non hai bisogno di, e dai per scontato tu, sanitario, parlo per me, di interpretare il bisogno dell'altro. Qui, in questa occasione invece, devi fare uno sforzo immenso perché devi cercare di fartelo veramente raccontare ed entrare nell'ordine di idee che nessuno ha il diritto di interpretare il bisogno dell'altro. Quindi questa è la prima regola importante. L'altra cosa importante è anche il rapporto e l'approccio verso patologie dimenticate. Allora lì certo che c'è la preoccupazione di fare un lavoro importante nel contenere quella che può essere la diffusione di una malattia, ma nel contenerla anche culturalmente. Il problema della scabbia, che non ci nascondiamo, è uno di quei problemi, di scabbia non è mai morto nessuno, ma che può essere un elemento veramente terribile nella possibilità di creare intolleranza. Non vi parlo della tubercolosi, che alla fine è una cosa meno, se vogliamo, anche evidente, ma la scabbia è una di quelle cose che ti può, non lo tocco altrimenti. E invece il contatto fisico è fondamentale. Il contatto fisico ti fa comunicare, ti fa capire come sta l'altro. Allora dobbiamo lavorare anche su questo versante. Ecco perché l'esperienza, devo dire, è a 360 gradi e li ringraziamo. Ma per esempio, Silvana, scusami, ti faccio un'altra domanda proprio su questo, perché hai toccato un punto che appunto è molto delicato, no? Sì. Da tanti mezzi di informazione, da tanta cattiva stampa, mi assumo la responsabilità della mia categoria, l'elemento sanitario è stato usato con allarmismo, no? Quanto è difficile anche per voi in qualche modo dare degli elementi, non dico tranquillizzanti, ma normalizzanti, insomma, cioè gestire insomma questo allarmismo con cui è circondato l'intervento medico sui migranti? Allora, a parte il fatto che quando ogni tanto qualcuno mi controlla per vedere se sono sana anch'io, questa è una cosa che... quindi anche baciare e abbracciare tutti non è sempre così automatico, però questo è un punto che va sviluppato, devo dire. Allora, noi con i risultati possiamo far dimostrare alla popolazione locale che si lavora e si lavora sui due versanti, che sono importanti entrambi, sono fondamentali entrambi. Però è necessario sicuramente che noi sviluppiamo di più e facciamo conoscere di più quello che realizziamo e come lavoriamo. Sapete che i migranti, una volta che noi li abbiamo visitati e sono stati poi identificati, vengono assegnati nei vari centri di accoglienza ed è lì che comincia il lavoro quotidiano, certosino, di controllo, di informazione. Su questo io credo che sia importante. Il lavoro sta dando degli ottimi risultati.
Noi anche ci stiamo proiettando anche verso l'utilizzo di interventi ancora più importanti, più efficaci, che fra l'altro ci sono stati anche comunicati grazie ad un intenso colloquio proprio con i colleghi di Lampedusa, il dottor Bartolo, che voi conoscerete, che ormai è diventata una persona famosissima, e con lui ecco, abbiamo anche studiato delle ulteriori approcci che applicheremo prestissimo, però sicuramente con la popolazione ci dovremo lavorare un po' di più, informarla di più. Credo che possa rientrare in un grande piano di accoglienza culturale che è necessario fare, diversamente potremmo avere qualche problema. A proposito appunto di accoglienza anche culturale, Genet fa un lavoro preziosissimo che noi appunto stiamo scoprendo in questi anni, no? Quanto la lingua, quanto il parlare una lingua, avere una lingua in comune sia fondamentale per appunto incontrarsi, per accogliersi, per... Tu vieni appunto dall'Eritrea, che è uno dei paesi da cui provengono tantissimi, che in questi mesi, in questi anni abbiamo accolto, abbiamo ricevuto sulle nostre coste. Ci puoi raccontare un po' quella che è la tua esperienza di mediatrice e il tuo lavoro? Grazie per questa opportunità di dire anche noi cosa pensiamo dal punto di vista del mediatore, dell'immigrato, dello straniero che accoglie a casa degli altri i propri fratelli. Marco prima un po' mi ha lodato, non è così perché non sono solo io, ci sono tanti miei colleghi, amici che fanno lo stesso mio lavoro. Io alcuni passaggi della prima accoglienza ho preso appunto dall'esperienza che ho maturato. I primi profughi per me sono stati nel 2008, 100 somali. Mi ricordo, erano a Elmas, in una stanza, tutti avevano uno sguardo come i bambini. Vedere 100 persone, più o meno tutti simili, 100 sguardi. A quel tempo il dirigente dell'ufficio immigrazione, dottor Mattera, ha detto: dimmi un po', perché sono spaventati? Non sono spaventati, hanno paura. Di chi? Di te. Perché? Perché hai la divisa. Davvero? Sì. Allora, domani tutti i colleghi senza divisa, perché la divisa non rappresenta la sicurezza, rappresenta la minaccia. Abbiamo tolto questo. Tante cose abbiamo condiviso, abbiamo cercato di lavorarci insieme. Queste persone che bussano le nostre porte hanno sofferto i conflitti interni, le guerre, anche fame nera. Proprio fame nera. Non è facile, che non è una fame normale, proprio non avere niente, molto spesso. Quelle persone che vengono qua hanno attraversato durante il loro percorso l'inferno, come abbiamo visto dal filmato, la perdita dei propri cari, amici, familiari, questo abbandono al destino per raggiungere la metà prefissata ha un prezzo molto alto con la vita. Molto spesso sono giovanissimi, durante il viaggio li accompagna, forse ce la faccio. Questo è il loro motto. Subito dopo lo sbarco iniziano, come ha detto la dottoressa, le prime visite mediche al porto stesso. Tutti rispondono nella domanda: come stai? Io sto bene. Quel sto bene non riguardava allo stato di salute. Sto bene e ce l'ho fatta. Eppure con la febbre alta, con le donne imminente parto o hanno partorito lì in nave, tutti sto bene, hanno la forza di
essere arrivati con l'adrenalina alta, quello non li fa sentire nessun dolore. Quando inizia il dolore? Dopo 24-72 ore. È un inferno. Gli ospedali vengono evasi, i medici si disperano, la dottoressa Tillocca riceve diverse telefonate dai diversi ospedali perché uno non si immagina perché contemporaneamente queste persone che dicevano io sto bene, che si ammalano tutti, perché arrivano stanchi, deboli, veramente e psicologicamente deboli, violentati nella loro identità. Questa è la situazione che ci fa veramente riflettere come l'uomo, come è forte di fronte alla difficoltà, come è fragile una volta che si sente tranquillo. Queste situazioni per motivi logistici molto spesso vengono separati, cosiddetti amici di viaggio, fratelli. All'inizio anche a noi ci è capitato che venivano separati marito e moglie, non perché volutamente, perché eravamo poco abituati. Magari si dice, ok, mio marito è lì, come si chiama? Magari li chiama un nome, un altro nome che si usa, un secondo nome. Magari lui si è registrato con il nome del battesimo, un nome vero, o ha dato un nome falso, quindi non corrisponde. Lì c'è mio fratello, controlla il cognome, è uguale il cognome. No, allora non è tuo fratello, mettilo a parte. Però per noi africani la fraternità non è solo di sangue, anche un amico del villaggio, un amico del viaggio, un vicino di casa diventa un fratello perché è un punto di riferimento del percorso. Quindi anche queste situazioni mettono a dura prova a queste persone. Una volta che vengono smistati in vari centri, iniziano, come ho detto, i dolori fisici. Il corpo, non essendo più abituato all'alimentazione regolare, anche il cibo tanto desiderato diventa nemico. Perché per tanto tempo non erano alimentati regolarmente. Anche questo è un problema. Anche lì si scatta tutto il meccanismo di sofferenza anche all'arrivo. Poi, una volta che realizzano che di essere in un'isola, è ancora più tremenda. Quindi per loro l'isola vuol dire isolamento. Allora si scatena un altro inferno, uno stato di animo molto approvato, molto con la paura. Allora ancora sono in un'isola, vuol dire mentalmente si sentono quasi in carcere. Quindi con il nostro aiuto, con gli altri aiuti dei volontari, si cerca di fare il meglio. L'altra cosa, per centri di accoglienza molto spesso non si va oltre, si registra nome e cognome, età, come fossero un ospite, una turista di un albergo. Non è così. Non viene curato anche la diversità tra i diversi. La loro diversità anche culturali. Molto spesso molti non hanno avuto l'istruzione come si deve, per vari motivi. Ci sono anche persone colti, istruiti, però visto che si trovano nella stessa situazione, sono seduti in una bancarella tutti insieme, però con la loro identità. Si cerca omologare tutto. Ho 10 africani, 10 siriani, eccetera, però anche fra di loro c'è la differenza, anche fra gli africani.
c'è anche non la rivalità, anche di non andare d'accordo da un paese all'altro, da una persona all'altro, anche questo non viene curato. Quindi lì l'aiuto del mediatore è molto molto importante. Non solo, noi se vogliamo avere la possibilità di farli sentire a casa loro, dobbiamo lavorare tutti insieme, non come minaccia, come opportunità. Chiedere lo status è un diritto, assistere è un dovere. Però spesso per noi sono tutti uguali, lì l'errore che si crea. Noi non cerchiamo di curare la loro anima che è toccata, cerchiamo solo dare da mangiare, dare il posto da dormire. Il loro anima come viene curata? Chi li ascolta? Non ci sono psicologi. È molto molto importante. Loro all'inizio tutte le cose che ci raccontano è una minima parte, quelle che hanno subito è molto di più, si vergognano anche a dire, poi esce piano piano, piano piano. Magari hai finito anche a raccogliere la loro storia per l'ottenimento dello status della protezione internazionale. Magari per la vergogna non ti raccontano tutto. Chi ha anche diritto dello status internazionale come asilo, magari prende umanitario. Per la vergogna non ci ha raccontato tutto. L'Eritrea. L'Eritrea scusate. È stata dichiarata un paese inferno dall'ONU questi giorni. C'è stato un rapporto delle Nazioni Unite che ha dichiarato che l'Eritrea è un paese fondato sulla paura. Sì, assolutamente. In Eritrea appunto c'è un dittatore e vediamo sempre più spesso c'è una condizione particolare, perché è un dittatore che nasce dopo una guerra, diciamo che ha preso il potere dopo una guerra di indipendenza, per cui che aveva tutto il sostegno del popolo inizialmente, quindi c'è anche questa forte ambivalenza, no? Degli eritrei che hanno sostenuto questo governo, perché appunto era un governo di indipendenza ed era un governo di liberazione, e che però si è trasformato in un governo di oppressione. In Eritrea c'è la coscrizione obbligatoria che diventa praticamente servizio militare, diciamo è un servizio militare a tempo indeterminato e diventano praticamente lavori forzati, cioè un modo per il governo, per il regime di usare, diciamo, il lavoro e in qualche modo di schiavizzare. Assolutamente. Quindi vediamo sempre più spesso arrivare sulle nostre coste ragazzi sempre più giovani, perché si sottraggono al servizio militare obbligatorio sia le donne che gli uomini. Ora cominciano a scappare anche le donne, questa è una cosa nuova che stiamo vedendo, mentre prima diciamo scappavano un po' meno per timore delle violenze sessuali che sono purtroppo molto diffuse in Sudan e poi in Libia. Assolutamente. Quindi assolutamente. Come ha detto la giornalista, molte donne che arrivano nelle nostre coste, da un rapporto di una operatrice dei Medici Senza Frontiere, 50 su 70 donne sono in uno stato di gravidanza almeno di qualche settimana. Quindi questo vuol dire hanno subito le violenze anche durante il percorso del loro viaggio. E dicevo dell'Eritrea, sì, è un servizio militare, è obbligatorio. E io quando sono arrivata nel 94 in Sardegna direttamente, fosse rimasta una settimana in più non sarei uscita,
perché dopo una settimana è entrato in vigore, quindi sono salvata per una settimana, però altre mie sorelle che hanno fatto, qua c'è Saron, l'ha fatto, quando mi ha raccontato mia sorella Lidia, che poi è venuta a trovarmi, è rimasta con me quasi per 10 anni, eppure lei aveva paura anche del buio. Io l'ho lasciata piccola, era gemella di un mio fratello, seduti così mi raccontava, e quando faceva il servizio militare, cosa è successo così, per me era inconcepibile, e le ragazze così giovani che hanno affrontato questa vita militare, non è una vita militare normale, molto dura, nel deserto, nel basso piano, per andare verso il Sudan, con il caldo, con l'alimentazione limitata, per sopportare anche la fame, sete, è molto dura. Quindi questa situazione mi aveva un po' terrorizzato anche a sentire. Io dicevo, fermati, non dirmi più niente. Anche un'altra ragazza, Jordanos, che si trova qua, le diceva, oppure io ho partecipato alla guerra di 7 giorni con i sudanesi. Io scherzando, tu hai ucciso qualcosa? Lei mi ha detto, io ho chiuso gli occhi, ho sparato, non lo so, però vuol dire tanto, non è un scherzo, è dura. Queste ragazze che arrivano qua veramente hanno subito di tutto di più, stanno subendo molto spesso, che non vogliono lasciare l'impronta digitale qua in Sardegna, perché hanno paura di rimanere in Italia, perché gli eritrei non è da poco che hanno cominciato a uscire, è da anni, da molto tempo. Molti di loro hanno almeno un familiare nel nord Europa, quindi separati dai familiari del paese di origine, poi vivere fuori dal contesto dei loro familiari, fratelli, cugini, ancora più traumatico. Abbiamo avuto anche questa difficoltà, non perché non scelgono l'isola, anzi, dopo vogliono anche tornare come turiste. Io tornerò in Sardegna perché si sta bene lì, solo che non avevo nessuno o volevo andare dai miei familiari e ho scelto lì. Quello che voglio dire, ancora oggi nel 2016 parlare di questo esodo hanno definito biblico, di siriani, eritrei, iracheni, sudanesi, somali, tutta l'Africa subsahariana, anche del Nord Africa, anche dai paesi dell'Asia minore. Io direi e basta, dobbiamo lavorare insieme, la comunità internazionale deve prendere atto, non fare un programma nel paese di arrivo, bisogna intervenire nel paese di origine per evitare tutti questi morti. Le mamme ormai non hanno neanche la forza di piangere. In Eritrea, mi raccontava mia mamma, hanno poi un meccanismo, quando vengono qua, io ho chiesto a loro, come fate a sapere che è morto, che è arrivato, come vengono a sapere i familiari? Loro mi hanno detto, noi registriamo il nome e cognome di tutti durante il viaggio, man mano che uno parte, prende la barca, che è partito viene scritto il nome, cognome, anche il suo paese di origine, il villaggio dove si trovano i familiari. Se noi sentiamo la nave ha superato il pericolo, è arrivato a Lampedusa in Italia, ok, tutto ok. Se sentiamo che quella nave è affondata, allora diamo la notizia. Quindi nessuno viene perso, viene comunicato tutto. Però molto triste. Speriamo che un giorno diciamo che è finito, tutti vivono con la pace, con la serenità che auguro a tutti noi, perché vedere i nostri fratelli, i vostri fratelli in questa situazione non fa star male solo a chi lo appartiene,
come sangue a tutta l'umanità. Grazie. Io adesso chiederei ai ragazzi che abbiamo qui, che curano un TG appunto curato da ragazzi di origine, diciamo, straniera, seconde generazioni, eccetera, eccetera, vorrei che uno di voi facesse una domanda ai nostri ospiti. Sì. Grazie, vorrei tornare al documentario, è stato un bel documentario e vorrei chiedere, chiedo scusa, sono Maria Stepaniuk, provengo dall'Ucraina e vorrei chiedere a Gianluca cosa le ha colpito di più durante la realizzazione di quel progetto? Bella domanda. Mi ha colpito la difficoltà di accompagnare questo processo. In realtà io non sono il regista del documentario, che doveva essere qui ma purtroppo non è riuscito a venire. Io sono il segretario dell'associazione, però sono antropologo e faccio parte di questo gruppo di persone che accompagnano, no, il lavoro. E riuscire a seguire e a evitare di prendere il sopravvento su chi sta compiendo l'autonarrazione. Per noi è proprio importante questo, riuscire a creare il contesto dell'ascolto. Spesso si dice bisogna dare voce a. Noi preferiamo usare l'espressione dare ascolto, perché dare voce sembra una concessione, no? La voce si prende quando emerge una forza dall'interno che ti fa prendere un microfono e parlare. E dare ascolto significa riuscire a porsi in una maniera che permetta alle persone di elaborare la loro esperienza in maniera complessa. Secondo alcune teorie sociologiche, l'esperienza si compie solamente quando la si può raccontare a qualcuno. Non basta vivere una situazione, ma è quando la racconti che la guardi attraverso chi ti ascolta e diventa tua. Noi facciamo di questo principio un principio di metodo fondamentale e mi ha fatto molto piacere sentire dagli interventi precedenti sia che i medici si stanno arricchendo con la visione dell'antropologia medica, no? che appunto considera la malattia, la sofferenza come qualcosa di radicato nel corpo, però nel mondo, il corpo nelle relazioni. E infatti i medici sono quelli più... A Lampedusa stessa i medici mi dicevano, che so, ci sono dei tunisini che mi mostrano ferite vecchie di 10 anni. Dal punto di vista strettamente biomedico non hanno alcun significato, però io medico non posso non tenere conto della situazione di potere in cui queste persone mi mostrano le ferite, non posso non tener conto del bisogno di attenzione e di narrazione che stanno esprimendo. E quello che dicevate entrambe mostra la natura squisitamente politica di queste presenze. Cioè, non sono corpi biologici, la pianta non può raccontare la sua biografia, delle persone sì. E raccontare la biografia significa necessariamente portarsi appresso un carico politico, non necessariamente di politica attiva, ma di dimensione politica, avere appunto un posizionamento nel proprio paese, appartenere a una classe sociale, a un genere, ed essere qui incastrato in dei meccanismi invece che ti trasformano in un corpo uguale agli altri. Rispetto all'Eritrea il caso è emblematico e non riguarda solo, giustamente dice, bisogna fare attenzione a quello che accade nei paesi di origine, giustissimo, ma quello che accade in Eritrea accade contemporaneamente qui. Quando nel 2013, dopo il famoso naufragio del 3 ottobre, la sciagura, strage chiamerei del 3 ottobre, il governo italiano ha organizzato un funerale farsa ad Agrigento, ha ostacolato l'arrivo ad Agrigento dei familiari delle vittime accorse a Lampedusa da tutta Europa, dei sopravvissuti, e ha invitato al funerale l'ambasciatore eritreo. L'ambasciatore eritreo, esponente di quel governo dal quale stavano fuggendo. Quindi questa è una questione politica che ha a che fare con la sfera pubblica italiana ed eritrea. Sono questi legami, cioè un mondo che non è diviso in paesi di origine e in paesi di partenza, ma è un unico spazio politico e la voce dei migranti, di protagonisti di queste storie è fondamentale per affrontare politicamente queste cose. E un ultimissimo mezzo secondo, come si fa ad ascoltare le storie di vittime? La categoria di rifugiato spesso produce un irrigidimento della categoria della vittima, per cui la persona è incatenata in questa sua visione di vittima ed è costretta a raccontare solo
tutti gli aspetti negativi, anche alla commissione che deve decidere, una commissione giudicante, non è l'amico che ti ascolta senza ostacoli. Secondo noi è importante cogliere le ambivalenze dei racconti. Racconti tragici, sì, il viaggio terribile del mio amico da Addis Abeba attraverso il Sudan e la Libia. Mi racconta di quanto sia devastante quel viaggio, ma mi racconta anche che la sera a un certo punto spengono il fuoco, si fermano per dormire, lui alza gli occhi al cielo, non ha mai avuto esperienze di deserto venendo dall'altopiano etiopico, e vede le stelle, il cielo stellato come questo teatro, e gioisce. A chi è possibile raccontare questa cosa? È possibile che un migrante sorrida nella sfera pubblica italiana? Secondo me è una domanda che sembra superficiale e banale, ma è di un'importanza politica, almeno per me, fondamentale. Si può ridere solo a una persona che ti ascolta senza giudicare, che ha l'intenzione di creare un contesto di ascolto che ti faccia elaborare quell'esperienza. E questo per noi dovrebbe diventare una delle priorità nell'accoglienza. Ok, io ringrazio i nostri ospiti. A corollario di quello che diceva Gianluca, voglio aggiungere che tra le politiche migratorie dell'Unione Europea c'è appunto, come sapete, l'esternalizzazione delle frontiere. Stiamo valutando di dare aiuti, fondi. Quando si dice aiutiamoli a casa loro, stiamo pensando di dare fondi al Sudan e all'Eritrea, quindi a un governo dittatoriale che sta provocando appunto questa diaspora di persone che appunto arrivano, questo diciamo come elemento in più per riflettere, insomma, è come domanda, come questione che poniamo, diciamo, al termine di questo incontro. Potremmo parlare ancora per ore di questa esperienza e speriamo soltanto di avervi suggerito quanta ricchezza appunto Io volevo chiedere a Silvana di leggere questa poesia che mi ha fatto vedere, perché so che appunto è una scelta sua, è una cosa che ha fatto anche tradurre. Posso, al volo, prima della poesia, aggiungere una segnalazione sull'Eritrea. C'è un nostro collaboratore eritreo, Gabriel Segai, che vive qui a Sassari, che sta curando sulla una pagina dell'Archivio delle Memorie Migranti un focus eritreo che raccoglie queste informazioni sulla coscrizione obbligatoria e ha lanciato anche una campagna per raccogliere informazioni sui desaparecidos eritrei, che addirittura dal 91, dall'anno dell'indipendenza, di cui non si sa notizia in Eritrea, quindi non c'è un'altra informazione. Vi lasciamo la poesia. Questo è un colpo di scena non previsto. Questo non era previsto, anche perché io non so leggere niente. Vabbè, accontentatevi, chiedo scusa, però sicuramente questo credo che rappresenti una speranza per tutti. È una poesia scritta da Richard Rive, che è un poeta del Sudafrica, è intitolata Dove fino potrà cantare canzoni di ogni sorta. Noi canteremo insieme, neri e bianchi fratelli, una canzone e sarà un canto pieno di tristezza. Non conosciamo il ritmo, difficile da imparare, ma noi lo impareremo tutti insieme. Non esiste un ritmo che sia nero, non esiste un ritmo che sia bianco, c'è soltanto musica. E canteremo musica, fratello. Dove finisce l'arcobaleno? Grazie ai nostri ospiti e appunto chiudiamo qua, ci siamo un po' trattenuti troppo, insomma. È finito questo primo tavolo di lavoro, la dottoressa Camilleri ha chiuso la prima parte, ora ci saranno i monologhi siriani curati da Sardegna Teatro. Immagina che il tuo amato venga ucciso di fronte ai tuoi occhi e che tu non possa far nulla per salvarlo. Immagina che la tua casa e quella dei vicini vengano distrutte e che i bambini urlino e scappino in cerca di rifugio. Che sensazione inquietante il dover fuggire verso l'ignoto per la salvezza tua e dei tuoi figli, per proteggerli dai colpi d'arma da fuoco, dai proiettili, dei cecchini, da una bomba inesplosa. Nel mezzo di questo esodo
dimenticavo il mio nome. L'ansia e la debilitazione mi sopraffacevano e così capitava a tutti i bambini innocenti e senza colpe di ciò che ora sta accadendo. Mi chiedevano il mio nome e io lo chiedevo alle altre persone. Come posso ricordare chi sono in mezzo a tutta questa devastazione e mentre la mia terra viene distrutta? Mio padre rifiutò di lasciare casa sua e disse: è meglio morire a casa mia che in quella di qualcun altro. Ma il nostro quartiere era minacciato, il conflitto tra le due fazioni era all'apice. La salute di mio padre peggiorò all'improvviso. Mio fratello iniziò a incolparci per non essercene andati. Gli venne la febbre alta. Ho cercato di offrirgli sollievo applicandogli dei panni bagnati sugli arti, ma la mia paura cresceva. La situazione si stabilizzò un poco e fummo in grado di portarlo all'ospedale. Dopo i primi esami ci dissero che aveva un tumore al pancreas. È stato uno shock per lui quanto per noi, perché mai era stato malato prima d'allora. E eravamo paralizzati. La guerra, le bombe, i proiettili, a tutto si sommava la malattia di mio padre. Divenne psicologicamente labile, prese a maledirsi durante i trasporti in ospedale perché ci metteva in pericolo, diceva. Il suo stato, al pari di quello del paese, divenne critico. Aveva bisogno di essere operato, così lo trasportammo al reparto di terapia intensiva e non cessò un attimo di incolparsi, di sperare di morire per metterci in salvo. E morì dopo l'operazione, per la scarsezza di macchine d'ossigeno e di altre attrezzature mediche all'ospedale. I dottori stavano aspettando che qualcuno altro spirasse per usare i macchinari su di lui. La morte di mio padre è stata un trauma per noi. Era un patriota. Avevo imparato da lui ad amare il mio paese. Per questo lasciare la Siria non è stata una decisione facile, ma la paura di perdere qualcun altro della famiglia ci ha spinti verso questa scelta. Lasciare la Siria è stato come cavare fuori l'anima da un corpo. Me ne sono andata, ma ho tenuto lo sguardo fisso su di lei e le mie lacrime scorrono per raggiungerla, perché lei è la mia vita ed è l'aria. Come posso respirare lontana da lei? Vengo da Dara, la culla della rivoluzione. Ho lasciato la città dopo essere divenuto un ricercato, un perseguitato dalle forze di sicurezza siriane. Ero uno studente universitario. Un giorno partecipavo ad una manifestazione pacifica per ribadire il diritto a chiedere il miglioramento delle nostre condizioni di vita. La polizia ci ha caricati e schedati. Quel giorno dovetti fuggire dalla mia università, scavalcando il muro, rompendomi una caviglia. Passai 6 giorni sulla strada per Homs, sino a che non arrivai alla mia città natale, il mio porto sicuro. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in casa nostra per arrestare me e i miei 6 fratelli. Sono stato fortunato a fuggire, ma i soldati, con la scusa di perquisire, hanno messo a soqquadro la casa, sfasciando tutti i mobili. Hanno picchiato mio padre, insultato mia madre e le mie sorelle e umiliato mio fratello. Per questo nel 2012 fummo costretti a fuggire in Giordania. Casa mia era il mio rifugio. Aveva un portone blu che conduceva sul giardino colmo di rose. Mio padre a volte badava ai fiori più che a noi. Ecco, l'ultima nitida immagine di casa nostra impressa nella mia mente è di poco prima che la abbandonassimo. Mia madre che pulisce le porte e le finestre per lasciarla immacolata. Mia sorella che raccatta l'argenteria in cucina. Io che raccolgo i documenti importanti e mio padre che vaga per le stanze
come a misurarle con i piedi. Mio fratello più piccolo che gioca al computer, mio fratello grande che guarda dalla finestra come ad aspettare qualcuno. Mia madre sulla porta ha detto alla vicina: prenditi cura di casa nostra, e le ha consegnato le chiavi in lacrime. Là accanto, sotto il sole cocente, un altro vicino stava arando la terra. Mio padre si era parato sul tetto per non farsi vedere che piangeva. Le lacrime di mia madre e di mia sorella sono cadute e basta. Mia sorella reggeva la propria valigia, mio fratello ne teneva 2, più una borsa piccola. Mio padre gli disse di andarsene di casa prima di lui e mia madre aggiunse che io li avrei raggiunti dopo. Lo dissero senza muoversi. Io rimasi là, sul portone blu, come scacciato dalla mia stessa casa, e sentii che, appena le avessimo voltato le spalle, questa sarebbe stata divorata dagli alberi e inghiottita dal suolo. Abbiamo raggiunto il confine. Mia madre teneva la mano di mia sorella e mio padre teneva in braccio il mio nipotino di 4 anni. Lo teneva stretto, come se qualcuno potesse rapirlo. Camminavamo terrorizzati al pensiero che potessero separarci. Abbiamo varcato la frontiera e raggiunto la Giordania. Il sole era alto e bruciava. Venimmo portati in un campo di profughi, ma non c'era più posto. Ci diedero dei materassi e venimmo lasciati sotto al nudo cielo, spaventati. Perfino il tempo era contro di noi, prima torrido e poi la tempesta. Così partimmo per la città per cercare un rifugio. Trovammo un piccolo locale vuoto che affittammo. Non avevamo più soldi per arredarlo e mia madre dormiva per terra con le scarpe a mo' di cuscino, con gli occhi lucidi di lacrime, di dolore e vergogna. Durante il primo mese uscii ogni giorno per cercare un lavoro, ma senza successo, e ci ritrovammo presto in una situazione disperata. Cedetti anch'io al pianto. Mia madre mi sorresse come un bambino. Mi liberai dalle sue braccia e corsi in giardino per piangere là da solo le mie lacrime. Rimasi lì, sino a sfogare tutto il mio sconforto, la mia frustrazione. Perché sta succedendo a me? Cosa c'è che non va in me? Perché non faccio il mio lavoro? Io sono un insegnante di inglese, io ho studiato all'università. Così decisi di cercare un impiego come tutore privato. Ho cominciato a dare lezioni a un ragazzino del vicinato in cambio di qualche soldo. Il ragazzino migliorò i suoi voti a scuola e cominciò a raccomandarmi ai suoi compagni, che presto seguirono il suo consiglio, sino a quando un giorno un maturando delle scuole superiori venne a prendere ripetizioni. Quando passò i suoi esami brillantemente sentii che il suo successo era anche il mio, e solo quello fu l'inizio della mia nuova vita. Abbiamo sentito ora i monologhi siriani a cura di Sardegna Teatro. Ora seguirà il secondo panel di interventi che prevede anche la partecipazione del Presidente della Regione Francesco Pigliarù. Quindi chiederei alla signora Prefetta e al signor Presidente della Regione se possono accomodarsi sul palco insieme ad Anna Piras che... Ecco, si stanno accomodando ora sul palco del Teatro Massimo il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliarù, Giuliana Perrotta, dottoressa Giuliana Perrotta, prefetto di Cagliari, e coordinerà Anna Piras, che è caporedattore del TG3 Sardegna. Prefetto Giuliana Perrotta. Qui dietro abbiamo una grossa scritta che dice Nois, noi, mi dicono in diverse lingue, non solo in sardo. Noi significa una società diversa, una società che vuole essere inclusiva, che accoglie.
E allora chiedo subito al Presidente, la Sardegna si trova da pochissimo tempo, sono forse 2 anni, orientativamente 2 anni e mezzo, che siamo interessati da un fenomeno migratorio che ci ha trovato assolutamente, ci ha colto di sorpresa e ha costretto ovviamente la politica a misurarsi con una emergenza che adesso si è trasformata evidentemente in un fenomeno non più emergenziale, nuovo e drammatico allo stesso tempo. Quali strumenti e quali politiche in senso ampio vi ha costretto ad adottare? Come ha costretto a ripensare la politica a questo fenomeno migratorio? Ma intanto il fenomeno migratorio richiede, la gestione del fenomeno migratorio richiede molto coraggio e molta chiarezza. I primi arrivi, c'è stato in particolare un arrivo molto importante, uno dei primi di 900 persone, che è stato affrontato da noi con un'organizzazione di cui parliamo magari dopo, però ricordo quanto nervosismo in Sardegna c'è stato di fronte a quell'arrivo e quanta tensione in fin dei conti tra una parte della Sardegna straordinariamente dedicata a gestire l'emergenza sul piano umanitario, naturalmente poggiando questo atteggiamento di grande generosità su tutta la parte organizzativa e tecnica che era fondamentale, ma non possiamo nasconderci che un'altra parte, come è sempre successo e come sta succedendo in Europa, ha visto questi primi arrivi come il pericolo di un'invasione, come uno stravolgimento che avrebbe potuto mettere in crisi i nostri giovani, la nostra società. Quindi bisogna avere coraggio di dire le cose come stanno, le cose stanno in un modo molto semplice. Siamo in una parte del mondo, l'Europa, e noi siamo in Sardegna, siamo molto vicini naturalmente al luogo dove nascono i problemi, che nel nostro caso è il Nord Africa, e dobbiamo essere consapevoli che questo è l'unico posto al mondo in cui una geografia che ci tiene così vicini convive con un'economia che ci tiene così drammaticamente separati. E in più la separazione è sul mare e quindi bisogna capire che sia una situazione molto, molto particolare e che i problemi che abbiamo davanti vanno assolutamente governati, vanno governati con molto buon senso, e questo è il buon senso di cui stiamo parlando. Il buon senso è prima di tutto dire che, attenzione, anche poi lo dirà meglio il signor Prefetto, che ancora nel 2016 il numero di persone che stanno arrivando è in linea o addirittura inferiore a quello del 2015, quindi intanto stiamo attenti agli allarmi, perché questi grandi numeri certamente potenzialmente ci sono, ma nei fatti non hanno un tasso di crescita come le persone più ansiose si aspettavano, il che vuol dire che possiamo governarli questi processi anche nella situazione come adesso, che io credo sia la peggiore in assoluto, perché i disordini, il caos politico della sponda sud del Mediterraneo penso che sia davvero all'apice in questo momento. Io penso che le cose possono solo migliorare da quel punto di vista. Quindi se riusciamo a governare questa fase io credo che avremo già fatto un passo in avanti importante. Quindi niente, la migrazione c'è perché è un fatto inevitabile quando due parti del mondo così vicine, così scarsamente separate dalla geografia, sono invece così divise in termini di benessere e di reddito. Questo è il primo punto. Quindi poi bisogna governare. Allora, il problema di come governare questi flussi è un problema complesso e noi abbiamo la prima fase, credo che stia andando molto bene, la Sardegna è stata anche encomiata, ha avuto molte citazioni per la sua capacità in pochissimo tempo di organizzare una accoglienza nell'emergenza davvero di buonissimo livello, quindi c'è stato molto coordinamento istituzionale, c'è stata molta capacità di lavorare insieme, per quanto riguarda la regione c'è stata la protezione civile, il sistema sanitario che si sono rimboccati le maniche in un attimo
e che hanno funzionato benissimo, persino quando poi uno sbarco è stato mandato abbastanza inopinatamente a Porto Torres, anche in quel caso tutto ha funzionato benissimo. Vuol dire che abbiamo una macchina che nell'emergenza sa funzionare, e questo lo dico per non lodare certamente chi parla, ma per lodare le persone, gli uomini e le donne della protezione civile, del sistema sanitario, tutti i volontari che hanno lavorato moltissimo, tutte le forze dell'ordine. La Sardegna ha dato un grande messaggio di generosità nell'organizzare in pochissimo tempo accoglienza di livello così alto che ci vede insieme alla Toscana tra i migliori appunto in Italia. Poi c'è tutto il problema che riguarda cosa succede ai migranti una volta che sono stati accolti, una volta che abbiamo deciso di dare una mano per salvare loro le vite, di questo stiamo parlando. Poi bisogna anche capire quali sono i rischi e le opportunità della seconda accoglienza, di questo magari parliamo in un'altra occasione. Sì, e anche poi il modello, magari poi dopo ne parliamo del modello dell'ospitalità diffusa, quindi, però prima volevo andare dal prefetto per chiedere appunto a fare chiarezza sui numeri, perché l'allarme fa pensare appunto ad un fenomeno quasi travolgente. In realtà poi a guardare i numeri non solo siamo nella media, ma in Sardegna addirittura il Viminale ci dice che ancora abbiamo grosse disponibilità numeriche. Quindi vogliamo fare chiarezza sul fronte dei dati? Sì, intanto volevo fare i complimenti agli organizzatori di questo convegno, non poteva essere una giornata migliore che quella appunto del rifugiato. E poi volevo dire appunto che proprio sulla tematica dell'immigrazione, secondo me è un tema scottante, perché proprio in questo oggetto di vari dibattiti a livello nazionale e internazionale, perché diciamo coinvolge una problematica molto vasta anche all'attenzione della stampa e anche dell'opinione pubblica, che vede a questo fenomeno con una certa preoccupazione. In realtà da quando è stato attivato il piano nazionale di distribuzione, la Sardegna partecipa, come tutte le regioni d'Italia, a questo piano secondo un parametro che è il 2,96%. Dal 2014, da quando è stato attivato il piano, complessivamente sono stati trasferiti in Sardegna 9.553 migranti. I richiedenti asilo sono stati ospitati, in genere tutti quelli che arrivano vengono ospitati in circa 95 centri che sono stati attivati su tutto il territorio regionale, di cui 56 nella provincia di Cagliari. In tutto attualmente sono in accoglienza 2.983 migranti, di cui 1.405 nella provincia di Cagliari, quindi non sono dei numeri importantissimi. Quello che c'è da dire è che, visto che oggi è la giornata del rifugiato, che accanto praticamente su questa tematica si sovrappongono una serie di piani di attività. Intanto c'è l'attività di accoglienza, poi c'è l'attività della commissione regionale che esamina poi tutti quelli che arrivano e che chiedono il riconoscimento dello status. E su questa materia si misura la capacità, io credo, di un territorio di fare sistema. Perché è indubbio, è vero che l'attività dei migranti è gestita a livello nazionale, però comunque è gestita nella misura in cui è da Roma che effettuano questo riparto e poi inviano le varie navi che devono attraccare, che portano questi migranti. Però nell'attività di accoglienza si misura la capacità di un territorio di fare rete. E devo dire che al momento credo che la Regione Sardegna abbia dato dimostrazione veramente di porre in campo una best practice, nel senso della capacità nella fase di arrivo, di sbarco di migranti, di poterlo gestire con grandi capacità diciamo, di organizzazione e anche con grande tempismo. C'è
Chiaramente in questo quindi abbiamo realizzato con la Regione, con le varie componenti del sistema di protezione civile, con le varie componenti del comparto sicurezza, una ottima sinergia, tant'è vero che credo la Regione Sardegna sia stata citata tra quelle best practice nella fase della primissima accoglienza. C'è poi la fase dell'accoglienza tout court e su questa dobbiamo evidentemente, permangono ancora alcune problematiche, soprattutto perché c'è il problema di accettare da parte di far accettare da parte della popolazione la presenza degli immigrati. E questo è un problema che va affrontato fino in fondo, nel senso che noi spesso riceviamo sindaci dove vi sono delle strutture che sono comunque al momento tutte strutture gestite da associazioni, da privati, da imprenditori. E non è affatto vero, come per esempio ho letto recentemente, che non c'è la possibilità per esempio di un comune di poter organizzare anche lui l'accoglienza, non c'è assolutamente preclusione in questo senso. Anzi, io più volte ho invitato chiunque, imprenditori, volontari, associazioni, anche gli enti locali, a farsi promotori di iniziative di accoglienza, perché proprio di creazione di posti di accoglienza ce n'è un gran bisogno. Noi non abbiamo dati certi delle persone che arriveranno nei prossimi mesi, abbiamo delle previsioni che sono state fatte dal Ministero, sono state poi diramate ai prefetti, per cui tutti i prefetti hanno bandito delle gare per reperire dei posti. Nell'ultima riunione del tavolo regionale di coordinamento dell'immigrazione che si è svolta in prefettura, l'abbiamo comunicato appunto a tutte le componenti, alla Regione, all'ANCI, eccetera, che si prevede di arrivare a 5.000 posti e quindi rispetto a quelli in accoglienza che sono quasi 3.000 bisogna reperire altri 2.000 posti. Noi non siamo riusciti ancora in tutte le province del territorio regionale a reperire questi posti, quindi siamo ancora un po' in sofferenza. Quello però che succede ogni volta che si ha sentore che nel proprio territorio si possa costituire una struttura di prima accoglienza, d'amblè la prima reazione è quella di rifiuto. Allora assistiamo appunto a questi incontri con i sindaci che tutti quanti esordiscono dicendo: io non sono razzista, io sono per l'accoglienza, però, cioè la solita sindrome del non nel mio giardino. E ogni volta cerco di convincere tutti quanti che al di là è un problema che noi comunque dobbiamo gestire, perché gli immigrati non possiamo non accogliere, arriveranno, li dobbiamo gestire. Cercare di porsi nell'ottica non del problema ma dell'opportunità, cioè della possibilità di creare comunque dei centri che comunque innescano anche un movimento in termini economici per l'assistenza, per i pasti. Comunque in alcune zone anche del nostro territorio che sono in grandissima crisi, anche un'attività del genere può innescare un mini, diciamo, movimento economico. Questa difficoltà che diceva il prefetto ad includere, l'integrazione è evidentemente un processo, non è un evento, per cui ha un inizio e poi ha un percorso e comporta probabilmente una nuova struttura, un nuovo sistema di diritti e di doveri reciproci, diciamo, sia per chi emigra, arriva e chiede di essere incluso, sia per chi è già residente. Quindi come si fa praticamente a innescare questo meccanismo virtuoso che faccia comprendere ad entrambi che c'è in gioco una rivisitazione, diciamo, anche dei rapporti sociali, dei rapporti umani, dei rapporti nel mercato del lavoro, insomma, in modo da arrivare al termine di questo processo con una integrazione che abbia successo? Cioè la politica quali strumenti ha per innescare questo meccanismo? Certo, continuare a distinguere tra la primissima accoglienza, che è proprio un fattore di
di dovere morale. Noi dobbiamo assolutamente aiutare persone che stanno fuggendo. Adesso anche a me la distinzione poi tra migrante economico, migrante invece che sono tutte cose che poi lasciano il tempo che trovano. La verità è che si fugge da situazioni semplicemente non sostenibili, le due cose vanno spessissimo insieme. La guerra distrugge l'economia e quando l'economia è distrutta, anche se la guerra è finita, comunque ci sono ancora problemi giganteschi. Quindi siamo di fronte a dati assolutamente drammatici e la gente va dove ritiene di trovare. Siamo stati migranti economici, quindi sappiamo, mi toglie giustamente le parole di bocca. Noi lo siamo stati, purtroppo in questo momento lo siamo anche in quota parte, perché abbiamo un flusso migratorio dalla Sardegna ma anche dall'Italia, soprattutto nei giovani qualificati, che è gravissimo e che non stiamo riuscendo a correggere, sul quale dobbiamo naturalmente lavorare molto. Quindi facciamo parte di un mondo nel quale un giorno riceviamo e un giorno aspettiamo accoglienza. L'Italia l'ha avuto moltissimo nel passato, perché le migrazioni italiane, per esempio verso gli Stati Uniti, ma poi tutte quelle verso il nord Europa sono state importantissime. Quindi dobbiamo sapere che viviamo in un mondo che da questo punto di vista, nel quale i ruoli cambiano continuamente ed è giusto essere generosi oggi, perché domani la generosità può rivolgersi a noi. Oggi tocca a noi essere generosi. Questo per la primissima parte. Poi naturalmente la parte della seconda accoglienza è certamente quella più complessa, perché noi abbiamo un tasso di disoccupazione in Italia e nel sud ancora veramente alto a causa di una crisi molto profonda, perché in altre aree anche del continente italiano, per esempio, c'è un'agricoltura che ricerca un certo tipo di manodopera. Da noi questo succede un po' meno. E quindi magari la complementarità che c'è tra un certo tipo di migranti e un mercato del lavoro che ha bisogno di quel tipo di forza lavoro, da noi si sente meno. Però quello che mi interessa dire è che c'è una chiave fondamentale nella seconda accoglienza ed è semplice. Noi abbiamo, lo dicono tutti, lo sappiamo tutti, abbiamo delle aree interne che stanno subendo uno spopolamento, il che vuol dire che c'è molto spazio per questa piccola cosa che oggi riguarda circa 3.000 persone e per questi piccoli numeri. E quindi la chiave di tutto è la diffusione, trovare il modo di non concentrare in posti magari dentro una città delle persone che, rimanendo disordinatamente concentrate, non trovano le strade che noi possiamo predisporre, preparare, perché ci sia inclusione, perché questa è la parola chiave. L'inclusione è molto molto più semplice se le persone si distribuiscono a piccoli gruppi in luoghi nei quali c'è bisogno che ci siano persone perché c'è spopolamento, perché ci sono molte cose da fare. L'esempio che si faceva prima nella testimonianza di quel ragazzo che ha trovato una seconda prospettiva di vita dando lezioni ad altre persone, a residenti di quella regione, mostra che c'è sempre una complementarità, che ci sono persone migrano e hanno spesso dei mestieri, qualche volta hanno del capitale umano alto, qualche volta hanno delle professionalità che possono essere valorizzate. Per esempio il tasso degli imprenditori nei migranti è piuttosto alto, perché chi migra è spesso una persona che certo fugge dal rischio di morte, ma è spesso anche una persona che ha il coraggio di fare questa scelta, che affronta situazioni difficilissime e lo fa naturalmente con coraggio, rischiando di nuovo la morte. In questa popolazione migrante le statistiche dicono che i tassi di imprenditorialità sono più alti che nella media della popolazione e questa è un'opportunità, non è un rischio per noi, perché se arrivano dei migranti che per esempio sanno fare impresa, l'impresa fatta dai migranti può creare lavoro anche per i residenti. Sono opportunità, ma queste opportunità perché si dispieghino, perché emergano, hanno bisogno di una seconda accoglienza che non sia caotica, che non sia drammaticamente concentrata in pochi posti, ma che trovi proprio i percorsi verso le opportunità di lavoro e di collaborazione con un territorio. Da questo punto di vista dobbiamo fare ancora molto. Ci sono i nostri dati che riguardano il sistema degli SPRAR
sono ancora insoddisfacenti. Stiamo lavorando con l'ANCI per lavorare poi con i comuni e perché i comuni si candidino a fare queste piccole, diffuse accoglienze che sono la base dalla quale può partire una vera inclusione. Gli SPRAR mi pare siano ancora solo 3 probabilmente, no? In tutta la Sardegna, quindi un numero eccessivamente esiguo, ma concretamente io faccio una parentesi personale di nessun interesse, ma per dare il senso. In un paese dell'Oristanese dove la mia famiglia ha un bene che ha donato al comune per destinarlo a una casa di accoglienza per minori non accompagnati. Quando siamo andati dal sindaco per proporre questa cosa, la prima reazione è stata quella: no, qui gli emigrati no. Allora, questo perché lo racconto? Perché poi noi parliamo sempre tutti di emigrazione come opportunità, di combattere lo spopolamento. Questo è un piccolo paese dell'interno che ha un tasso di immigrazione, ormai non ci sono più giovani in giro, non ci sono solo anziani, quindi il discorso dell'opportunità poi, come diceva il prefetto, magari lo si fa ai convegni, lo si fa quando si fa la campagna elettorale, lo si fa quando si parla così tra amici o tra colleghi sindaci, poi però concretamente leggi l'orrore, la diffidenza, cioè non ci si chiede mai chi è l'altro, cioè di chi stiamo parlando. Di quale tipologia di persona, ci si ferma ad analizzare il fenomeno nella sua parte più pericolosa, tra virgolette. Quindi poi concretamente quali sono gli strumenti per convincere i sindaci, per convincere gli imprenditori, per convincere le popolazioni che non è un pericolo se si va oltre e si guarda in faccia quella persona o quelle persone e si cerca di capire chi sono e che cosa stanno venendo a fare? Poi non necessariamente a rubarci in casa. Ma la risposta è, ripeto, i piccoli numeri sono la cosa fondamentale, i piccoli numeri. Bisogna, se uno pensa, ormai tutti pensano, abbiamo tutti questa percezione che i migranti stiano arrivando in ondate gigantesche, che sono sempre crescenti per esempio, quindi bisogna anche saper dire che i numeri sono ancora piccoli, che in Sardegna sono particolarmente piccoli, perché abbiamo il 2,9% che coincide con un 2.900-3.000 persone, quindi sono veramente numeri molto piccoli. 3.000 persone vogliono dire per esempio meno di 10 persone in ogni comune della Sardegna, piccoli e grandi che siano, quindi vogliono dire veramente numeri molto molto piccoli. Se si vive di ansia e di paure basate su non conoscenza, allora è più facile che la reazione sia negativa. Quindi primo, anche la stampa, naturalmente anche l'informazione, deve fare, lo fa il suo lavoro e dando i numeri giusti. Stiamo parlando, per quanto riguarda la Sardegna, di numeri veramente molto piccoli, quindi la Sardegna può essere un ottimo luogo nel quale fare sperimentazioni. Secondo, noi abbiamo appunto spopolamento, quindi avere 10 persone ben gestite, che magari poi aiuteremo a fare formazione, a capire che caratteristiche hanno, quali sono i mestieri che sanno fare, se sono dei minori, quale tipo di istruzione devono poter ottenere per poi aiutare il territorio. Bene, questi sono discorsi che, se stiamo nei piccoli numeri, se stiamo in una capacità di saper distribuire questa migrazione con saggezza nel territorio, vecchi pregiudizi alimentati da poca conoscenza dei numeri e delle tendenze dei numeri, bene, penso che siano tutti facilmente superabili. Bisogna farlo naturalmente con pazienza, con molta pazienza, dando i numeri giusti e naturalmente dando anche qualche incentivo. Per esempio, nel caso assolutamente drammatico dei minori stranieri non accompagnati, la Sardegna credo che si possa dire che ha un'altra buona pratica, perché la buona pratica è che noi stiamo dando risorse aggiuntive rispetto a quelle dello Stato, e mi pare di capire che siamo la prima regione che lo fa, perché insomma qui proprio dobbiamo essere assolutamente pronti ad aiutare dei minori che arrivano qui non accompagnati, il dramma nel dramma nel dramma. E in più c'è anche un potenziale, perché noi sappiamo che i minori messi in scuole buone, messi in un processo di educazione, di istruzione fatto bene, poi possono essere una risorsa per tutti, soprattutto nelle aree che da decenni si stanno spopolando. Prefetto, qual è la situazione appunto
sul fronte dei minori non accompagnati, che è una, diciamo, emergenza nell'emergenza. Sì, vabbè, la questione, io vorrei prima dire qualche parola sul problema dell'integrazione, di come vincere questa diffidenza del territorio. Io ho una mia idea in proposito, nel senso ritengo che il problema dell'immigrazione è un problema difficilissimo da gestire, soprattutto noi lo stiamo gestendo peraltro con strumenti ordinari, perché non è stata dichiarata l'emergenza. Questo vuol dire che tutte le attività vanno svolte a risorse invariate, sia di personale sia economiche, e utilizzando in più tutte le norme ordinarie, quindi bandi regolari. Tutto questo determina comunque una grande difficoltà, perché in realtà l'arrivo non è pianificato, perché tu puoi utilizzare strumenti ordinari, risorse a costo zero, quando puoi pianificare l'attività. Quando invece non riesci a pianificarla, e allora mentre stai facendo un bando a livello comunitario, come quello che abbiamo fatto noi a gennaio, ti arrivano nel frattempo le navi, allora a quel punto non puoi dire un attimo finisco il bando e poi vediamo dove sistemarli. Devi chiaramente attivare un sistema di accoglienza di fatto in emergenza, e questo naturalmente fa sì che magari non puoi rispettare tutti quei passaggi che in un sistema ordinario potresti fare, per esempio valutare con calma l'impatto in un territorio, avvisare con calma il comune perché si possa organizzare. Ecco perché io dico, mai come in questa materia noi dobbiamo fare rete, sapendo che non siamo l'uno contro parte dell'altro, lo Stato contro parte dei comuni, piuttosto che della regione, piuttosto che del territorio. Siamo tutti dalla stessa parte, è un problema che ci arriva e dobbiamo affrontarlo insieme. E il problema di superare le diffidenze e le reazioni del territorio è un problema reale, perché poi è con questo che i sindaci, che la regione, che lo Stato deve confrontarsi, no? Con la reazione del territorio. Io credo che la via italiana dell'integrazione deve basarsi sostanzialmente su due pilastri. Da una parte appunto l'attivazione di percorsi di integrazione, sapendo con chiarezza che tipo di integrazione vogliamo, e tant'è vero che appunto proprio con la Regione parlavamo di questo, di attivare un tavolo in cui discutiamo concretamente, perché noi molto spesso utilizziamo dei termini, multiculturalismo, multietnica, senza sapere tutto quello che comportano questi termini, e invece vediamo che tipo di integrazione vogliamo, perché ci sono tanti tipi di integrazione, e se non lo decide la Regione insieme allo Stato, eccetera, facciamo in modo che poi l'integrazione ci siano tanti tipi di integrazione quanti sono gli enti, per esempio, di gestione, no? Allora invece noi dobbiamo indirizzare l'integrazione che vogliamo sul territorio. E un altro pilastro è quello di rafforzare i valori nazionali, i valori fondanti del nostro stare insieme, perché solo in questo modo noi rassicuriamo anche la popolazione che cioè quel nucleo di valori culturali rimane forte e non viene messo in discussione, perché l'integrazione è importante quando c'è uno scambio, e il terrore che a volte si vive in certe comunità, soprattutto quando sono comunità piccole, perché certamente il principio tendenziale è quello di realizzare un'accoglienza diffusa, ma non sempre questo è possibile, perché non abbiamo di fatto un sistema di accoglienza diffusa. Ripetevo, i sindaci di fatto non si sono resi parte attiva nell'organizzare l'accoglienza, di fatto l'accoglienza si basa sulle offerte che vengono dai privati, i privati offrono magari varie soluzioni che possono determinare oggettivamente in qualche territorio magari delle eccessive concentrazioni. Allora è chiaro in piccoli paesi dove c'è una concentrazione anche di 180 immigrati, in paesi piccolissimi questo può determinare comunque una reazione. E è un fenomeno che va governato insieme dal comune, dalla regione, dallo Stato, per aiutarlo. E come aiutarlo? Io ripeto, in una situazione di crisi come questa, perché poi il fenomeno migratorio si è andato a sovrapporre a una situazione di grandissima crisi politica, crisi economica soprattutto, e in alcuni casi chiaramente rispetto ai disoccupati, a gente in cassa integrazione che vede invece
tanti fondi spesi, eccetera, si può creare veramente il rischio di una guerra tra poveri. Ecco, però questo non vuol dire, perché ci sono tanti fondi che sono messi in campo dallo Stato, dalla Regione, che possono comunque innescare uno sviluppo di fronte alla crisi, al blocco di tutte le attività economiche. Ecco, valutare anche questo, insomma. In alcuni sindaci, noi quando facciamo questi discorsi con i sindaci a tu per tu, anche loro poi si rendono conto che in effetti ci sono tante opportunità, ci sono i fondi comunitari, i fondi anche regionali, che possono comunque essere indirizzati in questo settore e quindi possono comportare un certo sviluppo. Sulla questione dei principi, lei dice... Non gli ho risposto sui minuti. No, però vabbè. Assicurare la popolazione che il nucleo fondante dei principi rimane diciamo intatto. Però c'è anche una scuola di pensiero, diciamo così, diversa, cioè molte delle accuse che vengono mosse all'Unione Europea nel suo complesso da molti filosofi, scrittori, è esattamente il contrario, cioè l'aver in tutti questi anni, nei decenni, nel processo di costruzione europea e anche ultimamente, negli ultimi anni, ha avuto un atteggiamento eccessivamente conservativo, cioè si dice l'Unione Europea ha sempre cercato di difendere i propri principi e questo ha in qualche modo contribuito ad alimentare la paura che questi stessi principi in qualche modo possano essere messi in discussione. Quindi le chiedo, Presidente, quando ci si immagina un processo di integrazione e di inclusione sociale, diceva bene il Prefetto, bisogna capire che tipo di società si ha in mente, bisogna capire che cosa si intende per integrazione, multiculturalismo, cioè, sono termini che poi dopo magari vengono usati un po' da tutti noi senza avere ben chiaro che tipo di società vogliamo essere. Allora io chiuderei questo incontro, anche perché ci stanno facendo segno, con questa riflessione. Lei che tipo di società immagina? Cioè questo nois calato nella realtà sarda, guardi, che cosa vuole essere? La risposta è semplicissima, immagino una società nella quale il benessere è diffuso nella sponda nord e nella sponda sud del Mediterraneo. Questa è ovviamente la situazione. Stiamo attenti, la migrazione è il segnale ovviamente di una patologia, e la patologia è quella che dicevo all'inizio. La patologia nasce dal fatto che abbiamo due aree del mondo vicinissime geograficamente con incredibili differenze di capacità di generare benessere materiale per le persone. Questo è il punto fondamentale. Quindi bisogna lavorare moltissimo sulla sponda sud, mentre si accoglie, mentre si trovano le sinergie naturalmente, mentre si fa inclusione, mentre si cerca di capire in che modo la migrazione è anche un'opportunità più che una minaccia. Non bisogna perdere di vista il fatto che bisogna lavorare moltissimo sulla sponda sud. Noi siamo andati da poco in Tunisia, siamo andati come Regione Sardegna, ma soprattutto siamo andati come regione capofila di tutte le regioni italiane nella cooperazione internazionale, ed è evidente che bisogna portare molta Europa in quelle parti. Lo dobbiamo fare per altruismo, ma dobbiamo farlo in fondo anche un po' per egoismo, perché diffondere, aiutare a diffondere un po' di benessere attraverso investimenti, attraverso trovare tutte le sinergie possibili che possiamo immaginarci. Per esempio in Tunisia ci sono moltissime infrastrutture che saranno finanziate da fondi tunisini e da fondi internazionali per fare strade, per fare ponti, per fare appunto infrastrutture. E molte delle nostre imprese stanno vincendo, anche imprese sarde, stanno vincendo bandi molto importanti in quel posto. Allora da questo punto di vista aiutiamo la Tunisia ad aumentare la propria produttività di sistema, di creare quindi lavoro localmente, ma stiamo aiutando le nostre imprese a essere più internazionali, quindi essere più solide e quindi poi portare anche più lavoro da noi, nella nostra regione. Quindi le sinergie ci sono tutti. Dobbiamo tendere a fare un'area euro-mediterranea che sia molto più integrata e molto più ricca. Questo è quello che assolutamente bisogna pensare di fare. L'ultimo pensiero è che questa è la soluzione, perché è una soluzione. L'altra soluzione è che l'Europa deve essere Europa, non può essere una somma di stati che fanno finta di stare insieme. Guardi cosa sta succedendo in Europa. I migranti arrivano, ma sanno benissimo dove vogliono andare. Vogliono andare
in molti paesi del nord Europa. Perché vogliono andare nei paesi del nord Europa? Perché il nord Europa ha un sistema di welfare, di benessere, che è estremamente più ricco di quello del resto dell'Europa. Allora diventa difficile non far nascere egoismi di ogni tipo, perché quella parte dell'Europa, che è un'Europa che ha una priorità molto alta, che tratta molto bene i propri cittadini dal punto di vista della sanità, del welfare, dei sussidi di disoccupazione, per tutte queste cose, e diventa ovviamente il magnete, quello che attrae flussi migratori che non sono sostenibili. Il resto d'Europa meno. Se l'Europa fosse molto più un continente organizzato in modo più uniforme, anche gestire questa fase sarebbe molto più semplice. Ci sarebbero meno egoismi di uno Stato contro l'altro, ci sarebbero molto meno tendenza a innalzare muri per difendere la propria piccola patria felice. Mi dispiace chiudere con un problema piuttosto che una soluzione, ma l'Europa in queste condizioni non è in grado di affrontare una sfida storica così importante, che oggi vuol dire gestire e distribuire importanti flussi di migrazione tra tutti gli stati non collaborano perché si sentono molto diversi l'uno dall'altro, e domani significa un piano Marshall vero, politico ed economico a sostegno dello sviluppo dei paesi della sponda sud, cosa che davvero è quella strategicamente più importante di tutti. In sostanza abbiamo bisogno di una Europa molto diversa da quella attuale. La avremo? Non lo so, ma è fondamentale averla. Speriamo, grazie. Grazie al Presidente, grazie al Prefetto e buona continuazione. Si è chiusa ora la tavola rotonda con il prefetto di Cagliari e il presidente Francesco Pigliaru. Lasciamo spazio a un altro monologo siriano. La Siria è la terra che amo. Essa è la mia vita. Il giorno che l'ho lasciata sono divenuta un corpo senza anima. Scappare non era una soluzione, ma ci ha fatto guadagnare tempo per riorganizzare la nostra esistenza. L'esilio è un mare di sofferenza, paura e oppressione, ma offre anche un sentore di sicurezza, di stabilità. Ho lasciato la prima volta la mia casa a Douma, vicino a Damasco, quando un frammento di ordigno ha quasi ucciso me e i miei figli. Quel giorno stavo seduta in balcone, il frastuono delle sparatorie aumentava e il minuto in cui mi sono spostata un proiettile ha colpito il punto esatto dove poco prima sedevo con mio figlio. Insieme ai vicini siamo corsi al rifugio per paura delle bombe e dei carri armati. I bambini hanno cominciato a piangere, terrorizzati dalle esplosioni. Ma una donna anziana è scoppiata a ridere e ha detto: «Fifoni, sono solo fuochi d'artificio». E tutti hanno riso. E i bambini hanno smesso di piangere. Il bombardamento si è protratto per 14 ore. Più tardi arrivò la notizia che 15 dei nostri vicini, membri della stessa famiglia, erano morti e solo un neonato di 6 mesi era sopravvissuto. All'inizio della rivoluzione c'erano manifestazioni ogni venerdì, il giorno della settimana più severo per il numero di martiri che vi erano periti. In quel giorno le persone di solito si univano ai manifestanti dopo aver concluso le preghiere. Uno di questi venerdì, un corteo nella mia città, a Douma, si protrasse dalle 6 del mattino alle 3 del pomeriggio. A causa degli scontri quel giorno mio marito, i miei figli ed io abbiamo deciso di rifugiarci in casa di mia suocera. Abbiamo guidato la macchina tra i copertoni incendiati e le distese di proiettili che ricoprivano le strade, passando accanto al sangue dei martiri caduti durante la giornata. Le vie erano deserte quando siamo partiti. D'improvviso però siamo stati circondati da un gruppo di 10 agenti di sicurezza. Ci hanno puntato contro i fucili e hanno detto a mio marito: «Avete 10 secondi per fare inversione e tornare da dove siete venuti, o riempiremo di proiettili te, tua moglie e i tuoi figli». Eravamo fuori di noi dal terrore, così siamo corsi indietro e siamo rimasti sotto assedio per 10 giorni, senza poter uscire se non con il rischio di essere uccisi. Quando l'assedio è stato spezzato, siamo tornati a casa, a Douma, per raccogliere la nostra roba. E come sono arrivata sono rimasta scioccata dalle condizioni in cui versava. Era in rovina, puzzava, era invasa dalle mosche, i vermi infestavano i materassi
e il pavimento era allagato dell'acqua riversatasi dalle tubature e dalle autoclavi distrutte dal bombardamento. Mio marito mi pregava di sbrigarmi a raccattare le cose e i miei figli urlavano di paura. Abbiamo impacchettato ciò che potevamo dei vestiti dei bambini, preso le borse e siamo corsi a casa di mio fratello per trovare rifugio. Ma appena arrivati una granata vi è piombata sopra e ne ha distrutto la metà. Traumatizzati siamo stati dirottati verso un'altra area. Siamo rimasti lì per 4 mesi in condizioni orribili e dopo abbiamo deciso di cercare rifugio in Germania, seguendo la mia famiglia. In Giordania, scusate. E ci siamo diretti verso la frontiera giordana. Ho preso acqua da bere e cibo per i bambini, tutte le loro cose, perché ci aspettavamo una lunga attesa al confine, specialmente ora che era blindato. Nient'altro che per riunirmi ai miei cari sono andata in Giordania. Abbiamo raggiunto la frontiera in macchina, eludendo i posti di blocco sulla via. Le forze di sicurezza siriane hanno rifiutato di farci valicare il confine giordano, a meno che non pagassimo una ingente somma di denaro che non avevamo. Siamo rimasti bloccati lì per giorni, come tutti gli altri nella nostra situazione. Una mattina si avvicina un ufficiale giordano. Si faceva vivo solo ogni 10 giorni, chiedeva i passaporti. C'era da aspettare in fila per ore, la fila degli uomini era molto più lunga di quella delle donne. Ho tirato fuori il passaporto e mi sono messa in fila. Quando è arrivato il mio turno, l'ufficiale mi ha chiamata e ha chiesto: perché vuoi entrare in Giordania? E io ho risposto: per proteggere i miei figli dalle bombe. E lui ha detto: e se ti domandassero cosa sta accadendo, cosa risponderesti? Risponderei che Allah mi è sufficiente, patrono e protettore. Non diresti cosa ti è successo? No. Io supplico solo Dio. E se ti facessi entrare, cosa diresti dell'ufficiale che ti ha fatta passare? Direi che è un gentiluomo, timorato di Dio. Ha timbrato i passaporti e siamo entrati in Giordania. Ero estremamente grata e felice perché ero finalmente riunita alla mia famiglia e perché era la festività di Al-Adha e avremmo celebrato insieme, sani e salvi. Da allora abbiamo ritrovato stabilità, i miei figli si sono iscritti nella scuola giordana e potevo scorgere la felicità nei loro occhi. Mi hanno detto: mamma, la fiducia ci ha ripagati. Ed è allora che ho pianto di gioia. Ero grata alla Giordania per averci donato la sicurezza di cui eravamo stati deprivati per anni. Ma i problemi si riaffacciarono quando mio marito ha cominciato a lavorare. Il suo stipendio era di 700 dinari, ma il capo non glieli ha mai pagati, dicendo: sei siriano, va a denunciarmi, ti porteranno al campo profughi. E questo è stato il nostro primo shock. Mio marito allora è andato a lavorare con un'altra persona, ma anche questa l'ha fregato con soli 300 dinari. E così mio marito ha deciso di starsene a casa. Da allora abbiamo imparato una lezione, che essere un lupo è l'unico modo per non farti sbranare dai lupi. Ma noi non vogliamo diventare lupi, vogliamo la pace e vogliamo tornare nel nostro paese. Cristina Maccioni ha letto il terzo monologo siriano. Adesso ci sarà un'altra tavola rotonda che coinvolge invece Angela Quacquero, che collabora con la Regione Autonoma della Sardegna, una psicologa molto nota nel panorama cagliaritano, soprattutto nell'ambito di chi si occupa appunto delle problematiche legate all'immigrazione. È stata anche assessore alle politiche sociali, famiglia e immigrazione della provincia di Cagliari e presidente della provincia di Cagliari ad interim dal 2011 al 2013. Poi al tavolo siederà anche Bassirou Sow, che è arrivato in Italia anni fa dal Senegal e presto si è scontrato anche con le problematiche del lavoro in Sardegna. È uno scrittore e comunque oggi si occupa a vari livelli delle questioni inerenti alle problematiche della immigrazione.
A condurre il tavolo, a cui partecipano anche la studentessa del liceo Michelangelo di Cagliari, Valeria Marrone, e Aide Esu dell'Università di Cagliari, dove insegna sociologia politica e della devianza e metodologia della ricerca sociale, sarà di nuovo la giornalista dell'Internazionale Annalisa Camilli. Cosa significa accoglienza in senso proprio? Quindi che cosa succede dopo che queste persone sono arrivate? Un dato che mi sembra interessante per cominciare un po' a discutere di questa questione è che, per esempio, l'anno scorso sono arrivati in Italia un po' più di 150.000 persone, ma quelle che hanno poi fatto richiesta d'asilo e che quindi presumibilmente sono rimaste in Italia con un progetto appunto di rimanere in Italia sono meno della metà, sono nemmeno 80.000. Quindi questo innanzitutto mi sembra un dato da tenere presente, in generale anche rispetto poi alle politiche europee, quando si dice che la questione migratoria non può essere risolta o gestita con una prospettiva non dico appunto regionale ma nazionale, e che è necessario, diciamo, in qualche modo avere un approccio internazionale e come minimo, diciamo, europeo. Io credo appunto che quella che noi chiamiamo crisi dei migranti in realtà è stata soprattutto negli ultimi 2 anni una crisi del sistema d'accoglienza europeo, cioè abbiamo assistito al naufragio, scusatemi appunto il gioco di parole forse inappropriato, ma insomma forte, delle politiche di accoglienza, cioè l'Europa ha dimostrato, diciamo, di non avere per esempio una legislazione comune sull'asilo, e questo rappresenta, cioè, appunto conosciamo, c'è il regolamento di Dublino, ma il regolamento di Dublino ha mostrato tutte le sue pecche, i suoi difetti, le sue incompiutezze. È il sistema di Dublino in qualche modo all'origine di molti dei nostri problemi, di molti dei problemi che poi gli enti locali si trovano a dover gestire quando cercano di rispondere appunto alla domanda di accoglienza fatta dai migranti, dalle persone che arrivano. E proprio di questo vorrei sentire appunto che ne pensano i nostri ospiti. Comincerei con Angela. Sì, credo che il Presidente Pigliaro poco fa abbia chiuso il suo intervento su questo tema non a caso, perché questo è il nodo, chiaramente. Lei ha detto, hai detto molto bene poco fa, circa la metà si fermano poi in Italia, e allora certamente la prima riflessione è che evidentemente non siamo poi così appetibili. Se poi questo discorso lo trasferiamo anzi sulla Sardegna, si accentua ulteriormente. Per cui come accogliamo? Quali sono i problemi connessi? Beh, intanto un dato è emerso chiaro. Noi siamo molto impegnati in questo momento sulla prima accoglienza e meno in questo momento sulla seconda. Però vogliamo dirci anche un'altra cosa. Da un lato la prima accoglienza vede la Sardegna come terra di passaggio, cioè tante persone che sanno dove andare, che hanno dei riferimenti altrove, non solo altrove in Italia, ma altrove in Europa, che hanno il parente, l'amico fraterno, il compagno della propria comunità, del proprio villaggio, della propria città, da un'altra parte, lì vogliono arrivare. E si attrezzano per arrivarci, per cui appena sono in grado di farlo, cercano in tutti i modi di farlo. Questo ormai è evidente ed è giustissimo, ovviamente, a parer mio. Ci sono poi invece le persone che magari non hanno questa necessità, che chiedono il riconoscimento, richiedono l'asilo, ma possono anche non averlo in prima battuta dalla Commissione e possono fare ricorso. L'appello, noi sappiamo, ha tempi lunghissimi, si parla di anni. Questa prima accoglienza in realtà può durare degli anni,
Ecco, era anche per dare un chiarimento un pochino sulla terminologia. Allora, una prima accoglienza che dura 3 anni è evidente che non è più un modo così provvisorio di ospitare una situazione provvisoria, bisogna gestirla. Quindi già la prima accoglienza va gestita e va gestita con dinamiche, con strategie, vogliamo dire di inclusione, chiamiamola di inclusione, io direi di condivisione di cittadinanza, perché paracadutare, come diceva molto bene poco fa il prefetto, paracadutare delle persone in ambienti dove non li attendono, dove non li vogliono, è certamente un'enorme criticità. Però, a fronte di questa situazione che ha visto qualche criticità, sempre meno devo dire, si sta muovendo qualcosa. Diceva molto bene ancora il prefetto prima, i comuni possono fare la prima accoglienza, i comuni possono fare la prima e la seconda. Il bando SPRAR ha avuto uno scarso successo, ma 6 comuni hanno partecipato e hanno vinto. Quindi da 3 centri SPRAR passiamo a 9, che sono ancora molto molto pochi, ma è già qualcosa di più, anche perché i centri che si sono presentati sono centri importanti, Iglesias, Capoterra, Alghero, San Gavino, Porto Torres, Uta vicino a Cagliari. Quindi un primo passo è stato fatto. Dei comuni, delle zone interne della Sardegna, guarda caso, si stanno muovendo. In questi giorni si muovono i sindaci, si sono mossi in queste settimane i sindaci del Marchine, stanno lavorando intorno ad un pensiero di questo genere alcuni sindaci della Gallura, cioè gli amministratori stanno cominciando a vedere che nei loro piani territoriali di sviluppo questo tema può essere inserito in maniera positiva per tutti, costruendo un gioco in cui vinco io e vinci tu. Perché significa, accogliere significa costruire certamente delle ricchezze dal punto di vista umano, significa anche, perché noi è legittimo ed è anche molto positivo, costruire lavoro qualificato anche per i nostri operatori, significa far ricadere in certe comunità anche le spese e i benefici dell'accoglienza. Che volevo chiedere sempre a te, Angela, appunto il sistema degli SPRAR è considerato anche un'eccellenza, ha degli standard molto alti ed è considerato in Europa, questo è importante dirlo, un punto di riferimento. Io torno dalla Grecia dove non esiste nessuna forma, diciamo, di accoglienza e si stanno confrontando con questo problema in questo anno praticamente, e l'Italia è un po' un punto di riferimento in termini di standard alti qualitativi del nostro sistema d'accoglienza. Ma come è stato possibile che appunto quest'anno, per esempio, il bando SPRAR non abbiano partecipato i comuni al bando SPRAR, quando appunto è evidente che questa sia una grande opportunità anche economica di sviluppo del territorio e soprattutto dei territori che hanno, diciamo, che fanno più fatica poi invece a in qualche modo avere un'economia competitiva. Voglio dare un dato che secondo me è molto importante, cioè l'anno scorso il Ministero dell'Interno ha investito per l'accoglienza 980 milioni di euro, quindi quando si dice che l'accoglienza serve all'economia non parliamo di parole e basta, insomma non stiamo dicendo parole, stiamo parlando di soldi che poi vanno ai commercianti, ai lavoratori italiani, diciamo così, cioè a chi in qualche modo questa accoglienza la eroga, cioè a chi fornisce servizi. Per cui com'è possibile appunto che i comuni non vogliano partecipare? Il 70% dell'accoglienza è fatta in accoglienza straordinaria, no? Sì, in Italia al momento. Com'è possibile? Ma intanto c'è un problema anche, penso, credo fortemente di informazione. Noi siamo venuti a conoscenza, dico noi, perché ho lavorato per 8 anni come amministratrice nella provincia di Cagliari e nel 2007
una operatrice che credo sia qui in sala, l'ho vista poco fa, è venuta a proporci un progetto SPRAR. Io non sapevo assolutamente cosa fosse. La provincia di Cagliari aderì e quel progetto è ancora in piedi, anche se la provincia si è trasformata, e ha consentito veramente di accogliere e avviare verso i processi di autonomia tantissime persone. A quello se ne sono aggiunti altri 2, però è una metodologia gestita dall'ANCI nazionale, fra l'altro, che è ancora poco conosciuta. Per esempio è stato difficile, gli incontri sono stati fatti con i comuni, ma è stato molto difficile superare una diffidenza. Ah sì, ecco, io mi metto in casa questi migranti e quando è finito il programma questi restano sui miei servizi sociali. Questa è stata la reazione di molti sindaci, ma stiamo parlando ormai di 6 mesi fa e in 6 mesi le cose cambiano molto. Perché intanto, nonostante queste resistenze, intanto altri 6 hanno fatto la domanda. E sono certa, sono sicura per come le cose stanno andando, che se ci sarà, come io spero, a breve un prossimo bando SPRAR, la Sardegna parteciperà in maniera diversa, perché si sta cominciando a capire, si sta cominciando a comprendere. In questo senso allora volevo chiedere alla professoressa come recentemente un funzionario del Fondo Monetario Internazionale ha stimato che se l'Unione Europea metterà in atto alcuni processi appunto di integrazione positiva e investirà nell'integrazione, il PIL entro il 2020 di medio di tutti i paesi europei potrebbe aumentare di 1/4 di punto percentuale, quindi diciamo dati interessanti, così si potrebbe ridurre la pressione pensionistica di 1/4, quindi diciamo dati economici che fanno pensare che appunto per certi versi l'accoglienza è anche un business, diciamo così. Com'è possibile però culturalmente intendere appunto questa come un'opportunità e non solo come un problema? Cioè è un discorso culturale innanzitutto, no? Sì, è un discorso culturale, ma direi intanto a monte è un discorso programmatorio dei governi, perché quello che sostanzialmente a cui noi assistiamo quotidianamente è che il governo italiano in particolare è privo di una programmazione ordinaria della gestione dell'immigrazione. Abbiamo un'ottima gestione dell'emergenza, ma non abbiamo la gestione ordinaria. Ancora oggi la Commissione nazionale di coordinamento non è entrata in funzione. Questo significa che poi nella gestione della seconda accoglienza facciamo molta fatica e non è un caso che in questo momento l'Unione Europea abbia avviato una procedura di violazione del riconoscimento dell'identificazione degli migranti nei confronti dell'Italia, perché dei 150.000 che sono entrati soltanto 90.000 sono stati identificati nel nostro Paese, quindi corriamo il rischio di subire anche una penalizzazione anche dal punto di vista economico, perché l'Unione Europea presto o tardi ci farà pagare il conto di questo. Allora, accanto a questo noi abbiamo un altro grossissimo problema di cui si parla molto poco, che sono i cosiddetti immigrati non visibili, e sono quelli che Medici Senza Frontiere chiama i fuoricampo, cioè quelli che sono usciti totalmente dalla primissima accoglienza e che si trovano a vivere in condizioni di grandissima precarietà. Nelle occupazioni, soprattutto quelle più importanti, sono quelle di edifici di Roma e di Torino, e questo poi penalizza anche dal punto di vista politico. Vediamo i risultati di ieri, credo che abbiano come dire, in qualche modo sancito anche alcune spie di riconoscimento di quelli che sono gli elementi di precarietà della nostra società. Quindi questa non visibilità, e l'altro sono i grandi campi, i cosiddetti campi rurali, okay? Che portano l'Italia a essere uno dei paesi da questo punto di vista della violazione dei diritti umani dei lavoratori tra, come dire, i casi più efferati di schiavismo della modernità, che non riguarda in buona parte gli immigranti, ma che riguarda anche in buona parte anche i lavoratori agricoli del nostro paese, e il grosso problema del caporalato in qualche modo è il rivelatore di questo. Quindi parliamo di una società che si è impoverita culturalmente, si è impoverita economicamente,
di un paese che non ha, l'unico in Europa insieme alla Grecia, non avere un piano di lotta all'esclusione sociale e alla povertà. E sappiamo, e ce lo dice l'Istat tutti gli anni, che la povertà nel nostro paese è cresciuta moltissimo e la regione Sardegna è una di queste. È la regione che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile, parliamo di cifre che sfiorano il 42%, quindi di territori come quello del Basso Sulcis, che si è impoverito enormemente con tutti i lavoratori in mobilità, ecco che gli immigrati entrano in competizione con un terribile mercato che possiamo chiamare mercato della povertà e dell'esclusione sociale. È una delle ragioni culturali per cui gli amministratori locali sono terrorizzati all'idea di intervenire anche nel brevissimo termine su un problema così complesso, perché temono poi di avere alle spalle, alle porte delle loro amministrazioni, i loro cittadini che gli bussano alla porta e dicono per noi cosa stai facendo? Quindi questo credo che sia un problema grossissimo che è legato proprio alla incapacità di guardare in prospettiva e di pianificare coerentemente quello che è una politica di gestione dell'ordinario, non più dell'emergenza. Ci possono essere delle strade, delle buone pratiche, secondo lei? Non so se ci può parlare di qualche progetto che invece ha funzionato, può funzionare per uscire proprio da questa logica. Cioè immagino che per esempio ci sono una serie di professioni come quella dell'assistenza, appunto dell'assistente sociale, cioè una serie di professionalità che potrebbero invece nei giovani italiani che si impiegano nell'assistenza appunto dei migranti potrebbero, cioè qual è la difficoltà per esempio di trasmettere l'opportunità di lavoro anche economica dell'accoglienza? Allora, la prima riflessione che mi viene è quella legata a un progetto regionale che si chiamava Alleanza e che forse ripartirà, che era un progetto di andare ad esaminare quella che è la costruzione delle reti nell'immigrazione nella nostra regione. È un progetto che è andato avanti per un anno, si sono fatti degli incontri in tutte le 8 province della Sardegna, sia con i rappresentanti delle istituzioni sia con i rappresentanti delle associazioni. E che cosa è venuto fuori? Che c'è una grandissima dinamicità dell'associazionismo nella nostra regione, un grande capitale umano che si mette a disposizione per intervenire laddove le istituzioni non riescono a intervenire, però poi difetta di un processo che è quello della professionalizzazione di queste attività. Quindi il volontarismo, se non è accompagnato da una buona professionalità, rischia di dare una primissima assistenza lodevolissima, e molti di loro davvero sono assolutamente lodevoli nelle attività che fanno, e quindi abbiamo bisogno, direi da un punto di vista istituzionale, di investire nelle professionalità associate alla seconda assistenza degli immigrati. E qui credo che l'università possa giocare un ruolo importante e ahimè purtroppo devo lamentare una scarsa, come dire, attenzione da parte delle istituzioni da questo punto di vista, perché per esempio l'Università di Cagliari aveva un corso di laurea che si chiamava Cooperazione allo sviluppo e alla pace, che ha dovuto chiudere per problemi ordinari di amministrazione burocratica perché 120 iscritti non erano sufficienti secondo i parametri ministeriali. E quel corso di laurea dava una risposta professionalizzante anche al desiderio di molti giovani di investire il proprio futuro in una professione che potesse andare in questa direzione. Quindi abbiamo bisogno di mettere a sistema, direi, molti aspetti. Da questo punto di vista credo che una buona programmazione, per esempio, del Fondo Sociale possa in qualche modo aiutare a leggere in maniera più prospettica un investimento professionale in questa direzione. Sì, perché ospitare appunto dei centri d'accoglienza vuol dire mettere in campo una serie di strutture, dei corsi di italiano, per esempio, quindi necessità di insegnare l'italiano e quindi di insegnanti di italiano, di medici, di infermieri, di psicologi specializzati nelle migrazioni, di mediatori culturali, quindi una serie di figure professionali di cui c'è moltissimo bisogno in questo momento, che le associazioni fanno fatica
a reclutare, per cui è bizzarro, appunto. Io volevo sottolineare un po' questa contraddizione che trovo ogni volta che mi confronto con questa questione, no? C'è in realtà una grossa richiesta di figure professionali e dall'altra parte invece l'ostracismo o appunto questi progetti vengono osteggiati per ragioni economiche. In particolare volevo tornare un attimo ad Angela, poi mi scuso un attimo con gli altri due ospiti, ma poi arriviamo anche a loro. È molto dibattuta la questione dei famosi 35 euro, no? Molta propaganda, io la chiamo così, dei mezzi di informazione, ha raccontato che ai migranti vengono dati 35 euro in media al giorno. Sappiamo che questo non è vero, che ai migranti arrivano 2 euro al giorno, poi ai migranti e ai richiedenti asilo, per cui diciamo una piccolissima parte delle persone appunto che arrivano, come ricordava la professoressa, e che accogliamo. Ma questi 35 euro che fine fanno? Questi 35 euro molto semplicemente vengono spesi in Sardegna. Vengono spesi in Sardegna per, banalmente, per fare la spesa, per pagare degli affitti. Vengono messi in circolazione nell'economia sarda per pagare gli operatori. Su questo vorrei dire, sono 35 per gli adulti, 45 per i minori stranieri non accompagnati. Non sono grandi cifre, però sono cifre importanti quando poi cominciano a girare in una piccola comunità. Io avantieri ero in una comunità che non ha ancora accolto migranti, dico ancora perché invece stanno riflettendo di farlo, in Marmilla, una piccola comunità, un piccolo paese che però ospita una comunità di ragazzi con sofferenza mentale. Bene, gli operatori di questa comunità fanno la spesa in paese, pagano le cuoche del paese, includono questa comunità molto tranquillamente nell'economia del paese. Credo che i sindaci che stanno cominciando a muoversi, a pensare proprio a questo stiano puntando. Per quanto riguarda le professioni, quello che ha detto il professoressa Isu è fondamentale, il ruolo dell'università su questo è necessario. Noi abbiamo una grande necessità di formare mediatori culturali. Abbiamo dei bravissimi mediatori culturali che si sono formati ormai dal 2003, sono 13 anni di attività, di formazione continua che hanno fatto, qualcuno l'abbiamo conosciuta anche qui oggi, ce ne sono tanti molto bravi. Ma non bastano, sono ancora pochi ormai per le necessità che si stanno formando e soprattutto vorrei sottolineare anche un problema che allo sbarco dove i mediatori sono necessari non sono previsti fondi per pagare queste persone e che fino a questo momento ci sono sempre stati agli sbarchi mediatori culturali gratis da volontari. Anche questo lo vorrei dire perché pochi lo sanno. Allora, non solo occorrono mediatori, non occorrono volontari, i volontari ci sono, occorrono mediatori, occorre che il Fondo Sociale Europeo, per esempio, preveda il pagamento, i fondi per i mediatori non soltanto nell'inclusione lavorativa, dove pure sono fondamentali, ma anche nell'inclusione sociale, tout court, perché lì per esempio invece non è previsto. Quindi un altro punto su cui dovremo lavorare sarà questo. Per quanto riguarda poi altre figure, come per esempio gli psicologi che devono formarsi alla psicologia transculturale, anche questo è un progetto che è stato messo in campo e che sta andando avanti. I tempi della formazione sono più lenti dei tempi dell'emergenza. Beh, forse appunto è proprio, come ricordava anche la professoressa, un po' l'idea emergenziale di un fenomeno che invece è strutturale. Ci dicono le Nazioni Unite che dal 1990 che grossi flussi di persone si stanno muovendo verso l'Europa, quindi diciamo tra l'altro anche se uno analizza un po', se ci mettiamo ad analizzare i numeri, l'anno scorso abbiamo parlato di invasione, appunto di emergenza, in realtà sono arrivati meno migranti dell'anno precedente, quindi era possibile programmare, cioè anche sulla base, sulla stima dell'anno precedente, sì, appunto un'attivà di accoglienza, non c'è nulla di straordinario, poi certo, è il nostro modo di affrontarlo che devo sembra dire appunto... che il DL 142
questa nuova norma che è entrata in vigore a ottobre ha completamente modificato gli scenari. Vorrei ricordare che fino al 1° ottobre noi avevamo la Bossi-Fini ancora come quadro di riferimento normativo, non è poco questo. A questo proposito, Bassirù, volevo un po' che tu ci raccontassi che cosa è per te l'accoglienza, cioè appunto come è avvenuto, cioè ci raccontassi un po' anche la tua storia, no? Sì, grazie a tutti. Prima di iniziare volevo ringraziare prima di tutto la Regione Sardegna che mi ha invitato a questa bellissima iniziativa, la giornata del rifugiato. È importante perché spesso la nostra voce come protagonista manca a questi generi di iniziative. Io spesso dico che è l'anello che spesso manca alla catena. Noi siamo i protagonisti di questo fenomeno, vuol dire che lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, vuol dire che io penso che nel percorso dell'integrazione il nostro contributo mi sembra importante. Io devo parlare sulla seconda accoglienza, sull'integrazione e le opportunità che può dare la Regione Sardegna a questi rifugiati o migranti o richiedenti asilo, perché ormai ci sono tante denominazioni che non sappiamo quale nome dobbiamo usare. Ma io volevo aggiungere, è importante anche di parlare delle opportunità che può dare la Regione Sardegna, ma anche quali sono le opportunità che possono dare queste persone che arrivano da noi, perché io ormai mi sento metà sardo perché 16 anni che sono residente in Sardegna. In questo processo io mi sembra molto importante, al di là di raccontare la mia propria storia. Io sono arrivato un giorno di Natale 2000 in Sardegna, Natale mi ricordo benissimo, ho preso l'aereo e sono arrivato in modo un po' tranquillo, ma mi sembra che gli eventi che stiamo vivendo questi ultimi anni sono molto drammatici, ma io volevo attirare un po' l'attenzione e penso che l'integrazione deve seguire, secondo me, un progetto ben definito, avere una visione e iniziare, prima di parlare di secondo accoglienza e opportunità, veramente parlare anche della prima accoglienza, perché sono cose collegate. Janet ha parlato di alcuni aspetti che io volevo approfondire un pochettino, vuol dire queste persone prima di arrivare qua hanno vissuto dei momenti molto drammatici, molto caotici, fuggono di zone di guerre, di perquisizione, di colpi di stati, eccetera, eccetera. Ormai io penso che oggi sappiamo chi sono loro, da dove provengono e il perché lo sappiamo tutti. Adesso si tratta di di attuare un vero progetto di accoglienza, perché è la fase più complessa secondo me, l'integrazione. Non è una cosa difficile, perché spesso si chiede, dobbiamo parlare di integrazione o dobbiamo parlare di interagire, interazione o integrazione. Voglio dire che ogni persona che arriva qua, che sia profughi, che sia migrante economico, porta dietro di sé una cultura che può essere, secondo me, benefico alla società che le accoglie. Questo mi sembra molto importante. Però anche nel processo di integrazione mi sembra fondamentale tutte le figure, che sia il medico, che sia l'insegnante di italiano, eccetera. Però mi sembra molto importante la figura del mediatore culturale. Perché? Se prendiamo il caso specifico della Sardegna,
Sappiamo che fine 2014 ci sono 40.000 migranti regolari, la comunità straniera sta dicendo, in cui la metà è del continente europeo, voglio dire la Romania, l'altra parte sono i miei connazionali dell'Africa occidentale, al sud del Sahara, più la Corno d'Africa. Ma ognuna di queste persone ha una cultura diversa dall'altro. Questo è dovuto all'influenza anche della colonizzazione, perché se non prendiamo in considerazione questi aspetti rischiamo anche di sbagliare sul piano dell'integrazione. Il senegalese come cultura è diverso del nigeriano, che ha conosciuto la colonizzazione inglese con l'indirect rule, come dicono gli inglesi. Il senegalese, ad esempio, come il maliano, ha conosciuto la colonizzazione francese che trattava di assimilazione. 3 secoli di storia con i francesi. Noi siamo abituati a alcune cose, a alcune condivisioni, anche con una religione piuttosto pacifica, eccetera. Per tornare sul discorso del mediatore, mi sembra che sul discorso dell'integrazione, del progetto dell'integrazione che deve essere, secondo me, pianificato nel tempo e nello spazio, perché non serve a niente di mettere 200 profughi in una piccola città, l'ha detto il Presidente, sembrano tantissime, allora che ad esempio nel Nuorese ci sono paesini dove non c'è più giovani e li possono spostare lì, perché i comuni che sono in Sardegna, se mettiamo 10 migranti su ogni comune non si vedono, però se si prende 50 migranti o 50 profughi da mettere in una città piccola, questo diventa molto visibile. L'altra cosa che mi sembra anche importante nel percorso dell'integrazione, che manca moltissimo al processo, sono i luoghi dove si iniziano proprio la formazione della personalità del cittadino. Voglio parlare della scuola e dell'università, perché spesso io ho notato che non ci sono iniziative che portano all'integrazione, che è un processo molto complesso. Non è casuale che il sistema francese è fallito, abbiamo visto i famosi banlieue di parigini, perché questi ragazzi che sono la terza generazione non riescono a insediarsi sul sistema sociale francese. Ci sono delle domande che dobbiamo fare per domani, anche noi di non sbagliare. Per tornare anche sul discorso del mediatore culturale, non è la persona soltanto che fa interprete. Quando qualcuno parla in italiano, lui traduce in francese o in inglese, no. Deve essere una figura molto professionale, conoscere la cultura della diversità, conoscere sociologicamente e psicologicamente le persone che arrivano, perché l'ho detto prima, la grande maggioranza dei migranti che arrivano qua sono dell'Africa al sud del Sahara, Senegal, Mali, Gambia, Nigeria, Niger e la Corno d'Africa, voglio dire Eritrea, Somalia e l'altro paese. Ma tra queste comunità di africani ci sono delle diversità culturali molto note. Ad esempio, coloro che hanno subito l'influenza arabo spesso sono più spenti a non accettare alcuni concetti europei. I senegalesi, non lo dico perché sono senegalesi, sono più magari un po', tra virgolette, più aperti, perché, ribadisco, 3 secoli di storia con la Francia, le prime scuole, le prime università in Senegal, eccetera. Siamo abituati alla condivisione con altre culture, eccetera. Vuol dire che noi come comunità migranti possiamo portare tantissimo a questo processo. Purtroppo non siamo chiamati, non abbiamo parole al capitolo e questo mi sembra
un grande sbaglio. Perché io quando entro in un centro d'accoglienza, l'approccio metodico, voglio dire, so come parlare al di là del senegalese, con il gambiano, con il maliano. L'approccio con il nigeriano da me sarà diverso, perché culturalmente è diverso del senegalese e del gambiano e del maliano. Se devo parlare con i ragazzi della Corno d'Africa che hanno ricevuto l'influenza arabo, che hanno una certa visione, ad esempio, della religione, o un ragazzo del Pakistan che vedono le cose, la regione un po' più, non voglio usare la parola violenta, ma più chiusa, devo tenere un altro approccio. Questo mi sembra molto importante. Però la domanda che faccio oggi, se i gestori dei centri d'accoglienza vogliono davvero l'integrazione, perché voglio dire il contenuto della parola, non sto dicendo la parola così, integrazione, è facile di dirlo, non è così facile di realizzarlo. Se loro guardano soltanto il business dietro queste persone, vuol dire che non arriviamo all'integrazione che vogliamo. La signora tanto aveva detto quale società vogliamo costruire. Dobbiamo partire di questa domanda per arrivare davvero, secondo me, a creare un percorso con delle valutazioni di volta in volta per vedere gli ostacoli, che cosa dobbiamo rimediare, che cosa dobbiamo correggere, eccetera. Però è molto importante di coinvolgere la scuola, l'università, e di fare delle iniziative, degli incontri, degli scambi che sono importanti secondo me, perché da dove viene la diffidenza, il rifiuto, la paura dell'altro, è perché non si conosciamo, ma se noi abbiamo possibilità di sederci un'ora, 30 minuti, di cambiare, di conoscerci, io sono sicuro che possono cadere queste barriere che impediscono davvero l'integrazione di arrivare a buon fine. Per finire voglio dire, se dobbiamo parlare delle opportunità, per non monopolizzare la parola, quale opportunità può offrire la Regione Sardegna a queste persone che arrivano e che cosa possono offrire queste persone che arrivano alla popolazione locale? Perché dicevo prima, fondamentalmente la scuola, perché lì si inizia il discorso della fraternità, al di là di essere il luogo di sapere, eccetera, di istruzione, voglio dire, i bambini, io mi ricordo di un padre che chiedeva a sua figlia la sera, lui aveva il giornale davanti alla televisione, ma figliola, quanti stranieri avete quest'anno nella vostra scuola? La bambina ha risposto, siamo tanti, senza fare allusione agli stranieri. I bambini, secondo me, gli alunni possono portare il messaggio e possono portare davvero una vera integrazione, perché loro possono, finché ci sono le istituzioni che fanno i progetti, che loro decidono di accogliere, ci saranno sempre dei timori. Abbiamo visto che per quanto riguarda lo SPRAR, su 10.000 posti disponibili in finanziamenti, in Sardegna ci sono soltanto 3.000, se non sbaglio 200, perché ci sono ancora timori, perché non si conosciamo, l'altro che arriva, chi è lui, che cosa mi porta, con altri argomenti che sono in gioco oggi con il fenomeno del terrorismo, dell'integralismo, tutti hanno paura. Però mi sembra che i bambini, quando portano i messaggi ai loro genitori, quando voglio dire che è la popolazione che è pronta a accogliere, diventerà più facile. Grazie. Grazie. Io ti volevo chiedere, tu hai raccontato che appunto sei arrivato 15 anni fa con l'aereo, no? Quindi con un canale legale, rispetto alle persone che invece arrivano oggi, com'è diverso, diciamo, nella tua esperienza? Che cosa ti chiedono?
come sono cambiate anche le loro aspettative rispetto alla generazione tua, insomma, all'arrivo 15-20 anni fa dei primi, insomma, tu un pochino sei Sì. Queste persone che arrivano tramite i barconi già vivono dei traumi dovuti nelle zone di guerra dove vivono, è molto difficile, lo sappiamo tutti, abbiamo visto l'immagine alla televisione, la guerra in Siria, 20 anni che l'Eritrea è in guerra con la Somalia, loro portano traumi, portano disperazione, portano delle paure, ma soprattutto portano delle aspettative. E per quello che già nel primo momento, nella prima accoglienza, dovevano capire dentro il centro d'accoglienza, rinchiusi, che qua non è, tra virgolette, una prigione, è un passaggio nel percorso dell'integrazione. Io voglio dire una cosa in modo molto chiaro, anche noi che siamo residenti da tanti anni abbiamo difficoltà da incontrare il caso specifico di Sassari che conosco, questo profughi, un richiedente asilo. Non siamo ben visti dai gestori di centro d'accoglienza, noi abbiamo a Sassari un'associazione interculturale per la pace e lo sviluppo che si chiama Mbolo. Spesso a Natale con il patroncino della regione Sardegna abbiamo fatto una serata che si chiama Natale di integrazione. Siamo andati dappertutto a Sassari nei centri di accoglienza. Anche per entrare è molto difficile, il gestore ti chiedono chi sei, che cosa, ma aspetti, devo parlare con il responsabile. Come noi siamo venuti per spiare, per vedere delle cose che non vanno bene, perché tutti i centri d'accoglienza sappiamo che non sono così adeguati. Io non ho capito il perché. Abbiamo difficoltà per interloquire, per scambiare, per discutere con questi ragazzi che sono pronti con noi a sfogarsi, a dire tutto, invece di, ad esempio, un italiano, perché hanno timori. Quando arrivano sono traumatizzati, ma quando un gambiano vede un senegalese, lui vede lui stesso, perché voglio dire, la Gambia è la pancia del Senegal. Siamo un unico popolo, siamo soltanto separati dalla colonizzazione francese, è un unico popolo, un'unica cultura. Il Mali, la stessa cosa, la Costa d'Ivorio, eccetera. Vuol dire che in questo processo noi come residenti, come immigrati, possiamo dare moltissimo, però se vuole l'apertura mentale da parte anche degli altri è molto importante, perché non si tratta soltanto di dire ecco il progetto, dovete assimilarlo, siete accolti, dovete rispettare le leggi, tutto questo è vero, lo sappiamo, quando uno è accolto deve rispettare le leggi, ma l'ascolto dall'altro è molto importante. Un grande scrittore senegalese, famoso politico che si chiama Lamine Gueye, diceva una frase molto famosa: qualcosa che si fa per noi, che si fa senza noi, si fa contro di noi. Mi sembra che non dobbiamo essere alla periferia dei progetti, del percorso. È importante che siamo nel centro del processo, perché abbiamo anche tanto da dare. Io spesso vado nelle scuole sarde, ho notato da anni un fenomeno come il bullismo, ad esempio. Noi, l'educazione che abbiamo ricevuto, possiamo contribuire a lottare a questi fenomeni. Voglio dire, culturalmente, secondo me la questione si risolve con la cultura. Per questo motivo mi sembra oggi che la Sardegna, al di là del mare, che non è un ostacolo, però può essere un'opportunità, culturalmente è più vicino all'Africa che dell'Europa. Può essere il ponte per il discorso dell'integrazione, perché noi culturalmente lo sappiamo. Io quando giravo, visitavo i paesi dell'interno, mi sono reso conto con i canti, balli,
la nozione di famiglia, la solidarietà, che il popolo sardo culturalmente è molto simile al popolo africano. Per iniziare il percorso dell'integrazione dobbiamo puntare su questi aspetti che mi sembrano molto importanti. Grazie. A questo proposito volevo aggiungere che ad Asti c'è un progetto proprio sulla falsariga di quello che dicevi tu, di accoglienza diffusa. Abbiamo parlato, insomma, anche il Presidente e il Prefetto parlavano di accoglienza diffusa. Loro hanno chiesto alle famiglie di residenti stranieri, quindi di immigrati che vivono e risiedono nel territorio italiano da molti anni, di fare da mediatori forti, diciamo, rispetto ai nuovi arrivati, e quindi hanno affidato dei profughi appena arrivati, appena sbarcati, diciamo, a delle famiglie, dando appunto anche dei contributi a delle famiglie di immigrati. E questa cosa ha funzionato molto, perché come dicevi tu, per esempio per dei ragazzi gambiani o maliani appena sbarcati, il fatto di ritrovarsi in qualche modo in una famiglia di senegalesi o di gambiani eccetera, che però già vivono in Italia e quindi che in qualche modo hanno già compiuto un processo di integrazione, può essere per esempio uno strumento forte di integrazione, di mediazione nei fatti. Quindi poi in effetti buone pratiche in Italia ce ne sono moltissime, insomma, strade da seguire, non è impossibile, no? Trovare appunto delle strade di... Sì. Visto che nella prima parte si parlava di desideri e quanto siano importanti le aspirazioni poi di chi attraversa il mare in maniera così perigliosa per cercare una costruzione di un futuro. Un'esperienza che l'anno scorso non è andata a buon fine di un rifugiato dello SPRAR di Villa Simius, un giovane ghanese che si è iscritto all'Università di Cagliari, ma poi diciamo, il percorso non ha portato a buon fine e l'Università di Pavia invece è riuscita ad accoglierlo in maniera proficua. Ecco, a partire da questa difficoltà l'Università di Cagliari quest'anno ha deciso di avviare un progetto che partirà con il prossimo anno accademico, che si chiama Unica for Refugees, in cui offrirà l'iscrizione gratuita e un servizio dedicato agli studenti richiedenti asilo che si desiderano iscriversi all'università, con uno sportello di accompagnamento, un accompagnamento linguistico, diciamo un percorso anche di facilitazione dello studio. Io mi auguro che la Regione Sardegna, con l'ente per il diritto allo studio, possa offrire anche la residenza a questi studenti. Spero, insomma, il progetto è ancora in itinere, quindi mi auguro che si possa arrivare a buon fine e dare veramente l'opportunità ai rifugiati che desiderano avviare un percorso di formazione nel nostro Ateneo. Grazie mille. Io volevo chiedere appunto a Valeria, che è una studentessa giovane, come si vede tra 10 anni? Cioè, l'idea appunto dell'accoglienza, dell'integrazione, che cosa porterà nel futuro? Che cosa spera che porterà nel futuro? Lei appunto ha scritto un articolo e per questo è qui raccontando un po' che cosa significa integrazione secondo te, no? Rispetto al futuro, il futuro che tu rappresenti appunto, investire sull'integrazione, investire sull'accoglienza, che cosa può significare per una regione come la Sardegna? Quindi secondo me io parto dall'integrazione. L'integrazione è una delle tematiche fondamentali rispetto appunto al fenomeno che sta investendo l'Europa, appunto la crisi migratoria. E la tolleranza, l'integrazione è fondamentale, in quanto noi stessi dobbiamo essere i primi a cercare di aprire le braccia a delle persone che appunto cercano soltanto un futuro migliore. No? Quindi secondo me la percezione che i giovani hanno del fenomeno migratorio è quello che hanno tutti coloro che sono dotati della sensibilità per avvertire profondamente le motivazioni che spingono i migranti a abbandonare le certezze del presente per scommettere sull'ignoto, per scommettere su un futuro che sia all'altezza delle proprie aspettative.
E secondo me questa è un'occasione, cioè l'occasione di realizzarsi, di sfruttare al 100% le proprie potenzialità come persona, deve essere un'occasione che deve essere offerta a ogni persona. E non è assolutamente giusto il fatto che soltanto perché noi siamo i privilegiati, no? Perché molti miei coetanei, ma in generale la maggior parte degli italiani si lamentano della nostra condizione economica, ma in realtà noi siamo i privilegiati. E quindi è importante secondo me riuscire in particolare a scuola ad aprire un dibattito, un dialogo, un confronto attivo con queste tematiche, perché io da studentessa posso dire che a scuola non se ne parla ed è secondo me una grave mancanza, perché come si è detto prima la scuola deve essere il punto di partenza, dove si formano non soltanto la cultura generale degli studenti, ma si formano cittadini consapevoli. No? Si formano appunto i futuri dirigenti, no? Ed è veramente fondamentale che si riesca a parlare di queste tematiche a scuola, quindi che vengano proposti dei progetti per riuscire veramente a far entrare nell'anima di ogni persona questo problema, perché molto spesso la cosa più grave è appunto l'indifferenza che molte persone, non soltanto i giovani ma anche gli adulti, hanno rispetto a questo problema, che viene sentito distante. Perché distante? Perché quest'altro di cui si parlano, i migranti, non sono distanti soltanto geograficamente ma anche culturalmente, non ci si riesce ad immedesimare nella loro situazione e secondo me è proprio l'immedesimazione della situazione, della condizione tragica dell'altro che può riuscire a far sì che vi sia una vera accoglienza, che quindi trascenda gli interessi e gli utili di ogni singola persona o di ogni singolo Stato, quindi che si riesca a mettere da parte poi l'interesse politico, l'interesse economico per riuscire invece ad abbracciare invece quelle che sono le esperienze, le storie di coloro che vengono nel nostro paese per cercare appunto un futuro che noi abbiamo ma che a loro non è stato consentito avere. E quali difficoltà trovi, se le trovi, nel parlare di questa cosa con magari la tua famiglia, le generazioni un po' più anziane? Cioè trovi che nei giovani ci sia maggiore disposizione, maggiore apertura o no? Quindi secondo me noi giovani abbiamo un grande punto in più, cioè noi siamo sicuramente molto meno xenofobi e razzisti che le generazioni passate. Sicuramente il razzismo non è un problema risolto, né in Italia, né in Europa, né in tutto il mondo, è un problema, è una realtà che va affrontata. Però secondo me il fatto che persone negli anni passati sono volute arrivare qua in Italia, okay, e adesso vivono e fanno parte della nostra quotidianità, quindi io posso uscire di casa, soprattutto in città multietniche, e vedere tantissime persone di culture diverse. Il fatto di essere nata in un posto nel quale appunto io posso essere a contatto con diverse culture mi fa sicuramente vedere con una prospettiva diversa una cultura, una persona che è diversa, è differente da me, che invece è una persona che magari è chiusa nei suoi schemi, è chiusa nella sua mentalità, perché appunto non ha la possibilità di vedere davanti una persona che è semplicemente differente da lei, no? E quindi questo è importante perché riesce a far aprire gli orizzonti ed è esattamente proprio riuscendo ad ampliare la nostra visione che possiamo accogliere, possiamo conoscere il diverso e riuscire in particolare ad arricchirci, no? Non è un'accettazione la tolleranza, ma è proprio un arricchimento personale. Ok, grazie. Io ti volevo chiedere alle nostre giornaliste del TG se hanno delle domande da rivolgere ai nostri ospiti. Buon pomeriggio a tutti, io sono Daria Kuznetsova, sono russa e avrei una domanda per Basiru, se possibile. Stava dicendo prima Janet che le persone che arrivano molte volte si identificano e si chiamano fratelli tra di loro, anche se non per il sangue. E volevo chiederti, secondo te un italiano, un sardo, può diventare un vero fratello per loro? Grazie. Bella domanda, certo. Io volevo finire per dire questi.
quando si parla di razzismo in Italia e particolarmente in Sardegna, io mi stupisco perché ogni volta che ho l'occasione ne approfitto per ringraziare durante tutto il mio percorso, 16 anni, tutte le mie conoscenze. Io posso parlare di vero amico, il sardo, o il vero fratello con noi. Questo lo posso assicurare, non lo dico per fare piacere a nessuno. Gente che ti accolgono nei momenti più difficili della tua vita. Io ho vissuto questa esperienza e vi posso dire che dentro questa sala io ho visto amici, fratelli, sorelle, su cui posso contare, soprattutto nei momenti difficili, di più che i miei fratelli senegalesi. La Sardegna è una regione molto accogliente dove davvero esiste l'umanità, il senso dell'aiuto, questo te lo posso assicurare. Non ho bisogno di entrare nel merito dei dettagli, però io ho vissuto un momento bellissimo e lo sto vivendo con davvero amici che si comportano sardi come fratelli o sorelle o mamme, eccetera. Grazie. Ok, io sono Nadine Nasreddin, sono libanese. Vorrei chiedere il fatto che ho visto come giovani accettano molto adesso in questi giorni l'idea di conoscere l'altro oppure essere più aperti alle culture. C'è qualche iniziativa in cui possono iniziare dalla scuola ad insegnare questo concetto di avere anche la curiosità di conoscere l'altro e accettarlo? E per me la domanda? Anche a signora Angela, perché secondo me anche dal fatto più... Grazie, le iniziative delle scuole sono tante. Perché ecco, il fatto che Valeria sia qui oggi per esempio è perché lì hanno fatto qualche cosa al Michelangelo, ma in tutta la Sardegna sta capitando. Mi viene in mente una cosa, che forse l'iniziativa più importante che la scuola può fare in questo senso è accogliere, e lo fa già, i bambini che si iscrivono. Perché qui vorrei ritornare dove vengono spesi i soldi. Beh, quando arriva una famiglia con dei bambini, per esempio, e sbarca dalla nave, quei bambini dopo pochi giorni sono iscritti alla scuola materna, se la loro età è quella, o alla scuola elementare. E un bambino che sbarca da una nave e viene iscritto in una scuola elementare fa due cose molto importanti. Tre. Va a scuola con i compagni del luogo, contribuisce a tenere aperta una scuola in un paese della Sardegna. Grazie. Io vorrei fare la domanda a Valeria. Hai parlato di progetti, anche il scrittore ha parlato, va bene, avete tutti parlato dei progetti che si deve iniziare a reagire alle scuole, alle università. Dal tuo punto di vista, chi dovrebbe fare questi progetti, realizzare questi progetti e di che tipo, in che modo dovrebbero essere questi progetti? Grazie. Grazie. Quindi secondo me i progetti dovrebbero partire dalle istituzioni, no? Quindi dovrebbero essere programmati e organizzati dalle istituzioni e dovrebbero avere una certa finalità. Però allo stesso tempo penso che anche il semplice parlarne, anche il semplice aprire il dialogo è di fondamentale importanza, perché secondo me uno dei problemi più importanti che non facilitano la tolleranza e non facilitano l'accoglienza è appunto la mancanza di informazione. Perché io faccio parte della generazione di internet, della comunicazione veloce, ma la verità è che paradossalmente proprio la grande quantità di informazioni e la facilità con cui noi le possiamo ottenere non facilitano il fatto che noi riusciamo ad avere delle informazioni di qualità, ok? Ed è necessario che proprio che la scuola riesca a formare il nostro spirito, uno spirito critico che sia in grado di filtrare tutte le informazioni e di arrivare alla verità dei fatti.
Perché molto spesso i media ci bombardano con notizie, ma che molto spesso sono piegate magari ad interessi, no? E non riescono a vedere la verità dei fatti. Quindi secondo me l'informazione di qualità nelle scuole è di fondamentale importanza. Poi i progetti, per esempio io ho fatto parte di un progetto che si chiama Migrazione di Conoscenze, e l'altro giorno sono tornata a Cagliari, ero a Rondi, nella Cittadella della Pace, nella quale ho avuto la possibilità di partecipare a dei laboratori, dei dibattiti, degli incontri, delle conferenze riguardo i temi della pace oppure del conflitto tra le nazioni, della guerra, e purtroppo non tutti possono partecipare a questi progetti e secondo me è necessario ampliarli a tutti gli studenti di ogni scuola affinché tutti riescano ad essere consapevoli di questo problema, il problema dell'immigrazione come qualsiasi altro problema, qualsiasi altra tematica di attualità, per far sì appunto che i giovani riescano ad essere consapevoli e riescano ad avere la loro opinione, che non sia influenzata dal mondo degli adulti, diciamo. Non so se la professoressa Ide voleva aggiungere qualcosa su questa questione dei progetti, oppure se... Direi che ce n'è un altro progetto molto interessante dell'Università di Cagliari finanziato dal Banco di Sardegna. L'anno scorso abbiamo accolto 15 studenti dal Maghreb che si sono iscritti all'Università di Cagliari e all'Università di Sassari. È come dire, una di quelle iniziative che vengono anche sollecitate in questo momento dall'Unione Europea come policy nei confronti della sponda sud, che è quello di investire nel capitale umano e quindi offrire la possibilità a questi studenti di fare un percorso universitario nei nostri atenei e di tornare a casa loro e diventare quelli che secondo il linguaggio di Bruxelles sono i diffusori di conoscenze e di democrazia, quindi rafforzare e potenziare questa capacità. Sono studenti che vengono dal Marocco, dall'Algeria, dalla Libia, un solo libico anzi in realtà, e dalla Tunisia. E fino a questo momento, diciamo, la loro esperienza è abbastanza positiva, quello che loro riportano. L'anno prossimo proseguirà e io mi auguro che davvero diventi, come dire, un piccolo ponte per cominciare a costruire dei percorsi di condivisione comune. Sì, Angela voleva... Sì, vorrei dire una cosa, è stato detto all'inizio di questa giornata, ma forse conviene ribadirlo. Noi in Sardegna abbiamo la fortuna, credo, ma anche perché è stata costruita con grande impegno da tanti soggetti, di avere una rete interistituzionale, ma soprattutto una rete fatta di associazioni che funziona, che ha sempre funzionato nell'accoglienza. Nel 2010 la Sardegna, la provincia di Cagliari era al primo posto a pari merito con un'altra provincia per integrazione relativa, se non ricordo male. Voglio dire questo, che ci sono da 10 anni, 15 anni delle associazioni, e sono tante e cominciano a essere radicate e diffuse, che fanno continuamente il progetto di dare dei servizi. Se ci sono due aspetti sui quali tutto sommato noi siamo sempre andati molto bene e continuiamo ad andare molto bene, sono la scuola e la salute, perché ci sono le istituzioni che su questo hanno lavorato, la scuola e il sistema sanitario regionale su questo hanno sempre lavorato e anche molto bene, ma perché ci sono anche delle associazioni che supportano le istituzioni. Ci sono le associazioni che si mettono a servizio per fare le lezioni di italiano, là dove la scuola serale non riesce a intervenire sempre e comunque. Ci sono le associazioni che hanno fatto per anni il dopo scuola ai ragazzini che venivano dall'estero insieme con i ragazzini sardi e continuano a farlo. Cioè c'è una diffusione di micro realtà di impegno che oggi ci consente anche di dire in Sardegna possiamo essere amici, possiamo accogliere senza mai abbassare la guardia, se è possibile. Ok, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio la Regione Sardegna, il teatro che ci ha ospitato. Spero appunto che in questa mattinata abbiamo un po' dato qualche spunto appunto di riflessione e che
l'importanza, la grandezza di questa opportunità sia in qualche modo trapelata dai nostri discorsi, anche se potremmo stare qui a parlare per ore di quello che è stato fatto finora, ma soprattutto di quello che c'è ancora da fare. Quindi vi ringrazio e vi saluto a nome di tutti. Giusto per dire che nel foyer c'è il buffet multietnico, ma vi aspettiamo alle 5 perché riprende la giornata. E intanto saluta Cristina Maccioni. Ricordo a tutti che lo streaming riprenderà oggi alle 17 dallo studio di Eia TV presso il Teatro Massimo della Street TV. Contemporaneamente ci saranno qui nella sala dell'M1 da cui stiamo trasmettendo in questo momento, ci sarà la proiezione di Sardegna Terra di Accoglienza, un film di Giosi Muccia, poi alle 17:45 ci sarà un flash mob organizzato da Amnesty International e successivamente ci sarà poi la presentazione del progetto Human con Marco Baliani e Lella Costa che è anteprima del convegno Stile Liberos. Alle 19 ci sarà ancora un altro film in proiezione. La diretta continuerà fino alle ore 20, ci saranno interventi delle istituzioni ma soprattutto dei giornalisti di Noise e saranno ritrasmesse in streaming anche le 4 puntate pilota realizzate in questi mesi. Ricordiamo a tutti che oggi è partito il crowdfunding di Eia TV e Sardegna Teatro relativamente a Noise. Invitiamo tutti a partecipare, a dare una mano perché questo progetto vada avanti. A dopo.